Il nostro seminario si intitola Povertà dei lavoratori, evidenze empiriche ed approcci teorici in una prospettiva interdisciplinare. Prima di iniziare questa breve attività di coordinamento che dovrò fare io darei la parola al nostro direttore neorieletto, il professor D'Ambrogio, per un indirizzo di saluto in questo seminario. Grazie, direttore. Grazie, professor Lambertucci. Allora, io sono molto contento di potervi salutare, saluto i colleghi dell'Università dell'Aquila, tutti i relatori di questa giornata di seminario, tra cui anche alcuni ospiti, gli ospiti non relatori, gli studenti che stanno partecipando, e mi fa molto piacere, la presentazione di questo evento, perché credo che questo seminario, che è uno dei vari seminari a conclusione di un PRIN, di un progetto di ricerca di interesse nazionale sui working poor, tratti un argomento molto interessante, non solo per gli addetti ai lavori, cioè gli esperti di diritto del lavoro, i giuristi, ma proprio per tutta la società, perché anche io, che non sono un esperto in materia, trovo che questo aspetto che lega il fatto che chi lavora poi possa trovarsi in situazioni non economicamente floride sia grave, perché sostanzialmente costituisce un problema sociale e spinge magari ad accettare sussidi piuttosto che a cercare lavoro, e questa è una cosa assolutamente da evitare in una società come la nostra, fondata sul lavoro, come dice l'articolo 1 della nostra Costituzione, quindi che anche io da non esperto conosco. Quindi mi fa molto piacere che appunto ci sia questa opera di divulgazione dei risultati di questo progetto di ricerca, e cercherò, tra l'altro, vista la durata non lunghissima dell'evento, di restare in ascolto, perché sono proprio interessato alla presentazione di questi risultati. Quindi mi fa molto piacere potervi salutare. Rinnovo i saluti da parte di tutto il Dipartimento e dell'Ateneo per questo evento, che si sta svolgendo con queste modalità, ma il suo potenziale divulgativo è comunque molto importante. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie, direttore. Ci fa piacere se rimani collegato per sentire i vari interventi. Allora, facendo una brevissima introduzione al tema, questo è il secondo seminario di un PRIN del 2017 sul working poor, che ha visto già un seminario della Università Capofila di Udine. Anzi, ringrazio la professoressa Brollo per il patrocinio anche da parte dell'AIDLAS di questo evento. Ci sarà poi un terzo seminario il 21 maggio della componente milanese, e infine un seminario del 18 giugno del 2021 della componente bolognese. Il nostro specifico di questo seminario è la prospettiva interdisciplinare. Questa prospettiva interdisciplinare, che evidentemente costituisce un valore aggiunto nella componente dell'unità aquilana, formata appunto dagli economisti che parleranno del tema, che saranno l'assegnista di ricerca Andrea De Filippo, il professor Valente della nostra università, e avremo anche una conclusione prestigiosa con il professor Tridico, professore di politica economica all'Università di Roma 3 e presidente IPS. Perché prima di analizzare il fenomeno e le misure di contrasto della povertà, ricordava Tiziano Trevo nell'ultimo AIDLAS che è in discussione una direttiva comunitaria sul salario minimo, che costituirà il volano, comunque il momento per dare una scossa anche alle politiche di contrasto dal livello nazionale. Bisogna analizzare il fenomeno nei suoi aspetti macroeconomici, nei suoi aspetti e nei riflessi, soprattutto con la pandemia recente. Quindi avremo una componente anche economica che ci parlerà di questo,
poi vi sarà anche una componente giuslavoristica rappresentata dalla professoressa Del Vecchio, che ci farà uno spezzone sulla flessibilità del lavoro, e poi una componente amministrativistica che riguarderà i profili delle politiche finanziarie e contabili con riguardo alle politiche attive del lavoro. Diciamo che questo primo seminario della nostra componente aquilana non si fermerà qui, perché noi abbiamo altri componenti dell'unità di ricerca e quindi andremo ad indagare il lavoro povero oltre la subordinazione. Avremo la professoressa Carroccia, il professor Colavitti, la professoressa Cervale, e anche i profili anche con riguardo alle politiche contabili e amministrative in materia di reddito di cittadinanza del professor Longobardi. Ecco, non solo, ma avremo anche il lavoro nelle piattaforme digitali col professor Lepore, quindi il nostro approccio è strutturalmente interdisciplinare. Prima ancora però di tutto questo, io ho invitato il professor Lorenzo Gaeta, che ci darà un profilo storico, un mio collega dell'Università di Siena, nonché colleghi in quanto commissari di concorso, e lì abbiamo stretto una solida amicizia, che introdurrà il discorso sul tipico, uguale e atipico precario, la premessa di una equazione troppo facile. Il professor Gaeta, da storico del diritto del lavoro, è uno dei pochi che coltiva questi interessi giustamente della storicità del diritto, ci parlerà di questo primo tema. Darò la parola quindi al professor Gaeta. Grazie. Grazie caro Pietro, mi verrebbe da dire che siamo molto amici, benché siamo stati commissari al concorso, quindi la nostra amicizia si è consolidata nonostante appunto ci siamo conosciuti meglio in un'occasione nella quale solitamente si litiga, ecco. Innanzitutto vi ringrazio davvero di cuore per questo invito che mette insieme un po' noi ex commissari dell'abilitazione. Sono felicissimo, ringrazio tutti quanti voi, a cominciare dalla nostra presidente Marina Brollo. Io appunto interpreto la parte dello storico e nel mio intervento, che spero non lungo, in realtà vi devo parlare più o meno di 150 anni di storia. Cercherò di farlo in 15 minuti, quindi fate un po' i conti, naturalmente. In questo intervento vorrei dirvi che vorrei cercare di chiarire perché un fatto, cioè che il diritto, questa distinzione tra un tipico stabile, un atipico precario, l'ha conosciuta più o meno da sempre, cioè da quando è nato il diritto che regola il mondo del lavoro, cioè in Italia almeno da metà Ottocento. In che senso? Nel senso che la nostra storia, la nostra lunga storia del diritto del lavoro, di volta in vari momenti, ha conosciuto, diciamo, si è indirizzato principalmente a tutelare, a proteggere soltanto una determinata fascia di interlocutori, li chiamo. Cioè il diritto del lavoro ha protetto alcuni e non altri, e questi altri sono stati subito marchiati più o meno consapevolmente, appunto, con una sorta di bollino di atipico, di diverso, e questa equazione è durata e dura ancora fino ad oggi, anche se con qualche eccezione. Quindi io vi scatterò alcune istantanee, alcune foto di famiglia, diciamo, in vari momenti della nostra storia, per cercare appunto di individuare questa politica che ha perseguito il nostro diritto del lavoro, a cominciare da quando, con la legislazione sociale che si è cominciata a emanare alla fine dell'Ottocento, costruita da interventi frammentati, scordinati, si è cominciata già ad individuare una categoria teorica che raggruppasse i destinatari delle tutele di questo primo diritto del lavoro. E
chi è stata la prima figura, tipica, che ha lasciato tutto il resto ai margini? La figura dell'operaio, della classe lavoratrice delle industrie medio-grandi, che poi sono state, per così dire, elevate a ideal tipo della tutela lavoristica dalle grandi teorizzazioni di inizio Novecento, in primis quella di Lodovico Barassi. Quindi si è dato vita all'elemento fondante della subordinazione, creando un prototipo molto ben individuato, che è il lavoratore per lo più maschio della grande fabbrica industriale per lo più settentrionale, ed è stato lui il destinatario delle tutele del diritto del lavoro. Ora, e il resto era completamente marginato, era un diritto senza diritto praticamente, era un diritto nel quale vigeva la legge del più forte. Io l'ho chiamato il diritto selvaggio perché mi ricorda quello del West, d'altra parte siamo più o meno negli stessi anni, della legge del più forte mascherata da parità contrattuale. Non sto a insistere su questo punto, però ragioniamo su una cosa. Fino a tutto il Novecento la fascia protetta della normativa di tutela è sostanzialmente il lavoro industriale delle industrie medio-grandi, più o meno il 20% della popolazione attiva italiana, in un paese che allora era sostanzialmente agricolo. E quindi l'agricoltura era il settore povero. Paradossale questo, perché era la maggioranza, ripeto, ma la stragrande maggioranza della popolazione attiva. Ecco allora che il diritto, con lo scopo di favorire il decollo industriale, il consolidamento delle grandi realtà capitalistiche, ha deciso di rivolgersi a un interlocutore particolare, che era quello appunto dell'operaio di punta della grande industria. Passiamo a un'altra istantanea, il diritto corporativo. Si limita in realtà a rafforzare in senso autoritario delle funzioni già solidamente acquisite in periodo liberale. Il destinatario muta quasi impercettibilmente. Il fascismo decide di privilegiare i ceti medi, gli impiegati, dai quali naturalmente si aspetta un ritorno in termini di consenso, di propaganda al regime, e quindi diventa questa, insieme quasi soppianta la fascia degli operai, ma è questo il tipico, il normale. Il resto appunto è emarginato. Come vedete, la storia si ripete. Qui ci sono emarginazioni, alcune evidentissime. Chiaro, quando si fa la legge razziale, le leggi razziali, evidentemente si emargina proprio del tutto una categoria di persone, ma pensiamo alla discriminazione nei confronti del lavoro femminile indotta dall'addensarsi paradossale di leggi che tutelano il lavoro femminile, che però lo fanno costare di più, fino a provvedimenti che poi emarginano completamente il ruolo della donna. Nel 1939 viene emanata una legge che addirittura limita al 10% il massimo di donne che si potevano assumere nei settori industriali. Ma è questo, il normale e il diverso. E non è detto che il normale costituisca la maggioranza, quindi il normale è diverso, tutelato e non tutelato o tutelato poco, ricco, povero, se vogliamo usare e continuare a usare queste equazioni. Costituzione antagonista rispetto al fascismo, ma non trova cittadinanza nel mondo del lavoro. Anzi, fino a metà degli anni 60 del Novecento, il diritto del lavoro è orientato all'annichilimento delle garanzie della Repubblica, lo ricordava il direttore un momento fa, della Repubblica fondata sul lavoro. La Costituzione resta di carta, dirà Piero Calamandrei, consente mano libera alle imprese, i comportamenti più vessatori da parte di un padronato che non ha remore nell'utilizzare i suoi poteri. Ecco che la fascia protetta lo diventa sempre un po' meno. È il lavoratore del grande triangolo industriale del nord,
diritto del lavoro ha sempre avuto, lo dico da meridionale naturalmente, avrete capito che io insegno a Siena ma vengo dal profondo sud, è un diritto molto settentrionale naturalmente. E a chi si rivolge? Qual è il lavoratore tipico? Mi verrebbe a dire il lavoratore decostituzionalizzato, cioè privato dei diritti che pure avrebbe e succube del libero potere imprenditoriale. È lui a ricevere qualche blando favore che lo lega all'establishment in cambio di una pace sociale. Tutto ciò è avallato da teorie che, nate col nobile scopo di buttare a mare il pubblicismo del fascismo, ripongono il diritto del lavoro nell'ambito del diritto privato, e quindi annullano quasi le garanzie costituzionali, forniscono lo spunto a letture più o meno consapevoli, riduttive dei diritti del lavoratore, soprattutto in campo sindacale, grazie a queste selezioni, dove qualcuno ha alcuni diritti, ma tutto il resto ne ha davvero molto pochi, ricchi, poveri ancora una volta. L'Italia sa ricostruire e addirittura si avvia al boom, spesso fittizio naturalmente, magari solo per quelli che nel 1960 si possono sedere a un caffè a Via Veneto e fare la dolce vita, ma è grazie appunto a queste selezioni. Cambia qualcosa, anzi forse cambia molto, nell'era della contestazione generale, il 68. Qui si impone un interlocutore forte delle politiche del diritto del lavoro, è il protagonista indiscusso delle lotte calde, dell'autunno caldo di quegli anni. I sociologi lo chiamano l'operaio massa della fabbrica industriale, che diventa, mi verrebbe a dire, un eroe protagonista di quel poema epico che per tanti è ed è rimasto ancora per tanto tempo lo Statuto dei lavoratori. Ma il resto dell'universo lavorativo è completamente marginato, non esiste o emerge poco in tempi di rigide certezze, di un diritto del lavoro monolitico ad una dimensione che non ha altro riferimento se non la fabbrica. Esiste solo la fabbrica, il resto è al di fuori, è la solita equazione di stabile, instabile. Ma le cose cambiano in maniera abbastanza decisiva e l'eredità la troveremo molto oggi di questo che vi sto dicendo. Da un lato con la crisi degli anni 70, gli anni di piombo, quando il diritto del lavoro fa bruscamente marcia indietro rispetto al garantismo di qualche anno prima, e poi con gli anni della concertazione a partire appunto dagli anni 80. Che succede? Con gli anni 80 appunto questa normativa riduttiva dei diritti appena acquisiti non è più calata dall'alto, è un'operazione molto sottile e molto intelligente, ma è concordata neocorporativamente insieme con i sindacati e insieme con gli imprenditori. La controparte, l'interlocutore, quello che ho chiamato l'interlocutore, è una classe operaia molto più debole, non più quella delle grandi lotte operaie del 69, impoverito dei diritti, ridimensionato nella consistenza dalla comparsa di nuovi modelli lavoristici flessibili, che peraltro nascono subito come realtà emarginate. Ora, questo è il lavoratore che è il destinatario privilegiato di una materia sempre più povera. È il lavoratore che riesce a rimanere, qui cito una bella immagine di un lavorista, o a entrare all'interno di una cittadella fortificata. È una cittadella sempre più selettiva nelle ammissioni, anche se ogni tanto qualche imbucato, Gino Giugni lo definirà, i portoghesi del diritto del lavoro, che entrano senza pagare il biglietto praticamente,
è molto fortificata nel respingere gli assalti esterni. Ma chi sono gli esterni? Perché fuori di questa cittadella fortificata, quelli che danno l'assedio a questa cittadella, dove ci sono i diritti sempre meno rispetto a quelli dello Statuto dei lavoratori, ma comunque ci sono, perché fuori non c'è niente, sono una marea, un universo di soggetti esclusi, del tutto disomogenei tra loro, che in alcuni casi sono soggetti forti, quindi non bisognosi di tutela, ma che sono soprattutto i soggetti deboli, debolissimi, poveri. Il diritto del lavoro in questi anni finge di non vederli, di non riconoscerli come lavoratori degni di beneficiare delle garanzie, delle proprie garanzie cogenti, che sono concesse soltanto a chi riesce ad entrare in questa cittadella, cioè a essere qualificato lavoratore subordinato, che è il problema dei problemi in quegli anni. A fine 90 la materia esplode, qualcuno addirittura preconizza la fine del diritto del lavoro, non solo per l'invasione delle tecnologie elettroniche, quanto per un più complesso riflusso neoliberista della società e di un mondo del lavoro che è sempre più multiculturale, globalizzato, flessibile. Il diritto del lavoro, le tutele, quando dico diritto del lavoro ovviamente dico tutele, esiste sempre per fasce meno rilevanti di soggetti. Il resto, ripeto, sta fuori. Se è tutelato lo è da qualcosa di altro, che col diritto del lavoro ha soltanto qualche parentela. Ritorna in auge il contratto, che non è tanto il contratto collettivo, ma è di nuovo il contratto individuale, quello dell'Ottocento. Che scenario, e concludo, spero di essere rimasto sì più o meno nei tempi che ci e mi ero dato. Lo scenario che si prospetta all'inizio di questi anni 20, ma anni 20 anche pre-pandemia direi, pare proiettare prospettive ancora più inquietanti per il mondo del lavoro, che è inserito in un contesto sempre più individualizzantesi tra sovranismi e populismi vari. È un mondo del lavoro che si dibatte tra settori di assoluta avanguardia, ad altissimo sviluppo tecnologico, nella loro ennesima versione .0, e sacche di lavoro nero quasi preindustriale, spesso abbandonato alle mafie. I ricchi lo sono sempre di più, i poveri, il dislivello con i poveri aumenta esponenzialmente. Eppure il conflitto di classe, questa è una cosa paradossale, in un contesto che si vuol dire post-ideologico, pare che non esista più, a meno che, qui cito quello che ha detto un sociologo, ed è una espressione che muove al sorriso, il conflitto di classe non lo si voglia intendere alla rovescia, nel senso che da qualche anno è iniziata, da qualche tempo, la lotta di classe dei ricchi contro i poveri, e i primi la stanno vincendo alla stragrande. Il lavoro di questi anni quindi è povero, ancora più precario, difficile da trovare, difficile da conservare. La disoccupazione certo non è indicativa di quella decrescita felice che qualcuno va predicando. Il nostro diritto come reagisce? Vuole rendere agile, tra virgolette, il lavoro, ma l'innovazione tecnologica non sempre porta verso il migliore dei mondi possibili. Troppo spesso sconfina in quella gig economy, che è un'espressione che detta molto più alla buona designa semplicemente un lavoretto più o meno digitalizzato, più o meno sommerso, buono per tirare a campare provvisoriamente, rispetto al quale i datori di lavoro avanzano delle pretese che non avanzavano i loro colleghi delle aziende tayloristiche di inizio Novecento ormai, e realizzano tra l'altro il sogno proibito di ogni datore di lavoro, quello di utilizzare la manodopera come se fosse la luce elettrica, accendendo o spegnendo un interruttore, ovviamente pagando soltanto quello che consumano. Quindi il lavoro di questi anni e il diritto del lavoro di questi anni somiglia pochissimo alla sua visione e in qualche modo anche alla sua epica novecentesca.
Oltre a essere precario, è anche poco dignitoso. Qualcuno dice indecente, traducendo male l'inglese decent, che appunto non significa decente, ma significa dignitoso. In una parola, appunto, è povero, sia in termini di retribuzione, ma non solo in termini di retribuzione, soprattutto in termini di contenuti professionali. Lavorare non significa più, come una volta, possedere garanzie, sicurezza, dignità. E la rappresentazione di questo nuovo lavoro e di questi lavoratori sfugge progressivamente di mano a un sindacato in crisi profonda e, mi verrebbe a dire, anche a una sinistra incapace di seguire il cambiamento, votata anch'essa al verbo del pensiero neoliberista, ormai di solidarietà, lo dico da non cattolico, ecco, premetto, di solidarietà, di dignità nel lavoro, di attenzione alle fasce marginate, è rimasto veramente a parlare solo il Papa, che non a caso le ultime cose le ha pubblicate con la casa editrice della CGIL, e ho detto tutto. Ora, per lo più, e chiudo veramente, non si lavora, qui cito un sociologo a me caro, Domenico De Masi, con cui ho spesso avuto a che fare, abbiamo lavorato insieme su alcune cose fin dai tempi degli anni '80 del telelavoro. Ma dice De Masi in un suo libro, ormai oggi non si lavora più con il sudore della fronte, ma con l'informazione e l'immaginazione. Allora, se Adamo era stato buttato fuori dal paradiso terrestre ed era stato condannato a lavorare, quindi eravamo stati tutti noi, tutta l'umanità aveva ricevuto questa condanna a lavorare. A questo punto Adamo ha riconquistato il paradiso terrestre, ma non tutti sono riusciti ad entrarci. Vi ringrazio molto dell'attenzione. Grazie a Lorenzo Gaeta per questo affresco storico da par suo che ci ha condotto con le istantanee dal Novecento fino ad oggi, e soprattutto grazie anche per quello non detto, cioè per la tensione etica con cui ha messo in questo affresco storico. Infatti il discorso della povertà è un discorso che parte da lontano, come ci diceva giustamente Lorenzo, e che non so dove ci porterà nel futuro. Io adesso, ringraziando Lorenzo e sperando che lui si possa continuare a collegare con il nostro seminario, io darei la parola adesso ad Andrea De Filippo, il nostro assegnista di ricerca di economia politica, per darci il quadro economico della questione, quando lavorare non basta. Quindi chiederei ad Andrea di darci un quadro sempre nei termini, come rispettati anche Lorenzo, insomma di un 15-20 minuti. Grazie. Va bene, ringrazio il professor Lambertucci e buongiorno a tutti quanti. In questo intervento cercheremo di vedere quelli che sono i risvolti della povertà lavorativa sia in Italia che in un'ottica comparata con gli altri paesi dell'Unione Europea. Alcuni cenni storici sono stati già dati dal professor Gaeta. Io da un punto di vista economico vorrei dire che l'in-work poverty è un fenomeno relativamente nuovo, nel senso che è un fenomeno, se vogliamo, di ritorno. Cioè, se noi guardiamo all'evoluzione che il lavoro ha avuto nelle prime fasi soprattutto dell'industrializzazione, il lavoro era intrinsecamente, se vogliamo, un lavoro povero. Dopodiché con il processo di la taylorizzazione, il taylorismo fordismo negli Stati Uniti e il boom economico successivo alla Seconda Guerra Mondiale, cambia la visione del lavoro e soprattutto il lavoro standard viene concepito come una sorta di rimedio alla povertà. Ma che intendiamo per lavoro standard? Per lavoro standard veniva inteso dalle scienze sociali un lavoro a tempo indeterminato, un lavoro a tempo pieno, un lavoro generalmente basato sul rapporto di dipendenza, quindi un lavoro dipendente. E è in questo contesto che si sviluppa un modello sociale che è noto come il modello del male breadwinner, ovvero un modello nel quale generalmente l'uomo era l'uomo lavoratore, quindi percettore di reddito, al di fuori del contesto familiare, mentre la donna veniva in qualche modo relegata a quelle che erano mansioni di cura
cura dei bambini, cura degli anziani. E così il salario diventava un cosiddetto family wage, cioè un salario con il quale la famiglia poteva trovare sostentamento, trovavano sostentamento tutti i membri della famiglia. Questo modello, diciamo, e questa idea di lavoro standard viene ad erodersi nel corso del tempo, e come il professor Gaeta ha accennato prima e come la professoressa Del Vecchio farà dopo, diciamo, un fondamentale fattore che ha portato all'erosione, diciamo, del lavoro standard è stato proprio il processo di flessibilizzazione, diciamo, del lavoro. E possiamo dire che è proprio nel momento in cui le economie avanzate cominciano ad adottare delle leggi che vanno verso la direzione di flessibilizzare, diciamo, il mercato del lavoro, che il fenomeno della new work poverty riemerge in maniera molto importante, come andremo a vedere anche dai dati. Tant'è che l'Unione Europea nel 2017 ha deciso di inserire, diciamo, la lotta alla povertà lavorativa nel pilastro europeo dei diritti sociali. Quindi nel capitolo relativo alle condizioni di lavoro equo si fa espressamente riferimento alla lotta alla povertà lavorativa e anche all'adozione, diciamo, di un salario minimo. Ora, nel linguaggio della Commissione europea, che tra l'altro diciamo, è confermato anche dalla recente direttiva, la proposta direttiva, scusate, di ottobre, per salario minimo si deve intendere sia il salario minimo stabilito per legge, sia i salari minimi che invece derivano dalla contrattazione collettiva. Quindi, diciamo, abbiamo un'idea ampia, diciamo, di salario minimo. Viene indicato come strumento per lotta alla povertà lavorativa. Diciamo, gli economisti su questo invece non sono del tutto d'accordo, e poi cercheremo di capire il perché. Ora, chiediamoci che cosa vuol dire in work poverty, che cos'è l'in work poverty. Allora, innanzitutto, prima di dire che cos'è, io vorrei dirvi che cosa non è, o almeno che cosa non viene definito in work poverty dagli economisti. Per gli economisti in work poverty non è semplicemente avere una retribuzione da lavoro scarsa, cioè avere una bassa retribuzione viene considerato, diciamo, come un fattore a sé stante. L'in work poverty fa riferimento, diciamo, a quelle che sono condizioni di vita che riguardano l'individuo inserito nel suo contesto familiare. Quindi abbiamo un altro concetto che è quello di low paid worker, cioè di lavoratore a bassa retribuzione, che genere viene definito come quel lavoratore il cui reddito da lavoro è inferiore ai 2/3 del reddito mediano, e poi abbiamo invece il concetto dell'in work poverty. Ora, il concetto dell'in work poverty ha in sé due definizioni, quella di lavoratore e quella di povertà, ed è proprio questo che lo rende difficile, e soprattutto a seconda dell'idea di lavoro e la soglia di povertà che si decidono di adottare, possiamo avere, diciamo, delle combinazioni diverse. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è la prima agenzia specializzata delle Nazioni Unite, ad esempio definisce i lavoratori poveri facendo riferimento a quella che è una soglia di povertà assoluta, che è la soglia di povertà che viene utilizzata, diciamo, nell'ambito delle Nazioni Unite e della World Bank. Negli Stati Uniti abbiamo sempre una soglia di povertà, di povertà assoluta, tuttavia abbiamo una definizione di lavoratore che è diversa. Quindi negli Stati Uniti, ad esempio, vengono considerati, diciamo, sia coloro i quali effettivamente lavorano, sia coloro i quali stanno cercando lavoro, d'accordo? Perché questo è importante sottolinearlo? Perché se andiamo a vedere l'indicatore che viene utilizzato nell'Unione Europea, ci accorgiamo come le cose possano essere molto diverse. Allora, nell'Unione Europea nel 2003 viene introdotto un indicatore che per esteso viene chiamato in Work at Risk of Poverty Rate. Noi parleremo brevemente di tasso di povertà lavorativa, diciamo, utilizziamo questa espressione italiana per semplificare e per alleggerire, diciamo, il discorso. Che cosa, come definisce la povertà lavorativa? L'in Work at Risk of Poverty Rate definisce i lavoratori a rischio di povertà quando hanno lavorato almeno 7 mesi nel corso dell'anno di riferimento e vivono in famiglie il cui reddito equivalente disponibile è inferiore alla soglia di povertà relativa, che è uguale al 60% del reddito mediano. Ora,
Questo che vuol dire? Vuol dire che affinché si venga considerati lavoratori poveri devono sussistere due condizioni. Da una parte occorre aver lavorato più di 6 mesi, quindi 7 mesi nel corso dell'anno di riferimento, l'altra condizione è quella di vivere in una famiglia il cui reddito equivalente disponibile sia inferiore alla soglia di povertà relativa, ovvero al 60% del reddito mediano nazionale. Che cosa vuol dire reddito equivalente disponibile? Allora, chiaramente, come ben comprenderete, le famiglie sono diverse, sono eterogenee, sia dal punto di vista della composizione anagrafica, sia dal punto di vista del numero. Quindi, per tener conto di questa eterogeneità, vengono utilizzate cosiddette scale di equivalenza. Le scale di equivalenza sono quindi un meccanismo che serve per rendere comparabili oggetti che sono tra di loro diversi. Nel caso specifico della produzione di questo indicatore, la scala che viene utilizzata è quella OECD modificata, che attribuisce un punteggio a ciascun individuo, a ciascun membro della famiglia, a seconda dell'età. Quello che viene fatto, si sommano tutti i redditi netti, della famiglia, di tutti i membri della famiglia, e poi questo risultato viene diviso per il punteggio della scala di equivalenza. In questo modo noi riusciamo a rendere comparabili cose che di per sé non lo sarebbero. Ora, stante questa definizione, ci accorgiamo che l'in-work poverty, la povertà lavorativa, dipende sia da fattori individuali che da fattori familiari, ma dipende fortemente anche da fattori istituzionali. I fattori individuali quali sono? Sono sicuramente il reddito da lavoro, la retribuzione, ma anche il livello di istruzione, il livello di competenze. Vedremo la tipologia contrattuale. A livello familiare incidono fattori come ad esempio il numero di percettori di reddito all'interno della famiglia, o ancora quella che è l'intensità lavorativa, e poi definiremo anche questo concetto. E infine, chiaramente, la presenza o meno di figli a carico. Accanto a questo però ci sono fattori istituzionali, quindi come ad esempio la legislazione sul lavoro, quanto è elevato il livello di tutela dei lavoratori, la presenza o meno di un salario minimo, la tipologia di contrattazione. Ora, questo indicatore, per quanto utile, ha una serie di difetti, ha una serie di criticità. Innanzitutto la definizione stringente di lavoratore. Abbiamo detto prima, per essere considerati lavoratore si deve lavorare almeno 7 mesi all'anno. Questo che vuol dire? Vuol dire che se si è lavorato almeno di 7 mesi, sostanzialmente non si viene considerati come lavoratori, e quindi non si viene considerati lavoratori poveri, laddove ce ne siano le condizioni. Il fatto di considerare congiuntamente la dimensione individuale e la dimensione familiare, per quanto sia coerente, può creare delle distorsioni, come ad esempio quello che poi vedremo essere il paradosso di genere, cioè il fatto che, come è risaputo, esiste un gap retributivo tra le donne e gli uomini che svolgono le stesse mansioni, ma poi si andrà a vedere che la povertà lavorativa, il tasso di povertà lavorativa è più alto per gli uomini rispetto alle donne, e capiremo anche il perché. Altro problema è quello dell'arbitrarietà della soglia di povertà. Questo è un problema che andrebbe affrontato tramite dei test di robustezza, quindi provando diverse soglie e vedere come variano i risultati. Quindi tutte queste criticità fanno sì che il rischio di questo indicatore è che sostanzialmente sottostimi il lavoro povero e, ancor peggio, non prenda in considerazione quei lavoratori che si trovano in uno stato di maggiore vulnerabilità, come ad esempio quei lavoratori con contratti a tempo determinato, lavoratori che lavorano part-time, e quindi che fondamentalmente non vengono colte queste realtà dall'indicatore. Esistono possibili rimedi, come ad esempio quello di adottare una definizione più ampia di lavoratore, ad esempio non concentrandosi soltanto sul fatto effettivo di lavorare, ma come avviene negli Stati Uniti, considerare anche chi è alla ricerca di lavoro. Oppure alcuni approcci empirici hanno provato a risolvere il problema tramite un'analisi a 2 stadi. Nel primo stadio si studia l'individuo come se fosse un'unica famiglia, dopodiché c'è un pooling e si vedono le differenze tra il primo e il secondo stadio. La soluzione che io ritengo più opportuna invece è quella di basare le analisi non soltanto su un indice monetario, ma su un indice più ampio che possa considerare lo status e la deprivazione, le condizioni di deprivazione materiale dei lavoratori e delle loro famiglie. Andiamo alla parte dei dati. Questo grafico rappresenta l'in-work poverty rate nell'Unione Europea nel 2019.
si prende in considerazione la popolazione occupata, sia lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi. Vediamo che l'Italia presenta un indice quasi il 12%, tra i più alti dell'Unione Europea, e 3 punti percentuali al di sopra della media dell'Unione Europea, che è del 9%. Peggio di noi soltanto la Spagna tra le grandi economie e la Romania, mentre siamo al di sopra di altri paesi industrializzati. Questo dato però nasconde alcuni fattori che invece non emergono se non si scompone l'indice. Questo che vi dicevo è il cosiddetto paradosso di genere, cioè il fatto che se si vede la serie storica dal 2005 al 2019, il tasso di povertà lavorativa per le donne è più basso rispetto a quello degli uomini, nonostante le donne, come detto prima, sia risaputo, abbiano una retribuzione più bassa a parità di mansioni. Perché? Perché fondamentalmente, questo grafico è riferito all'Italia, permane in Italia un modello del male breadwinner, in cui le donne sono seconde percettori di reddito, quindi vuol dire che vivono in media in una famiglia dove c'è un uomo che percepisce un reddito più alto, e quindi proprio per questo nel momento in cui c'è il mettere insieme i redditi per calcolare l'indice, non risultano essere povere, d'accordo? E quindi da qui si spiega il paradosso di genere. Quest'altro grafico invece ci mostra la differenza dell'indicatore tra i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, e si vede come statisticamente per i lavoratori autonomi il rischio di essere poveri sia molto più alto. Ora, questo grafico però deve essere preso con molta cautela per 2 ragioni. Uno, perché Eurostat nel considerare i lavoratori autonomi considera anche i lavoratori parasubordinati, e quindi questo fa sì che le condizioni di lavoro che vengono rilevate sono sicuramente peggiori. E l'altro aspetto che è un problema risaputo anche in letteratura economica, è la difficoltà e il problema di affidabilità dei dati sui redditi dei lavoratori autonomi. Infatti, se noi andiamo a vedere degli indici, ad esempio, di deprivazione materiale, vediamo che c'è l'inversione della situazione, cioè si trova una deprivazione materiale più alta tra i lavoratori dipendenti che non nei lavoratori autonomi. Qui è l'esempio di quello che dicevamo prima, dei problemi legati alla flessibilizzazione. Chiaramente il rischio di povertà lavorativa è molto più alto per i lavoratori che hanno contratti a tempo determinato rispetto invece a chi ha un contratto a tempo indeterminato. Lo stesso discorso vale anche tra contratti a tempo parziale e a tempo pieno, quindi chi ha un contratto a tempo pieno in qualche modo è maggiormente tutelato rispetto al rischio di povertà. Vedete, la distanza è piuttosto importante. Nel 2019 8 punti percentuali è la differenza tra le 2 tipologie di contratto, quindi stiamo parlando di un distacco piuttosto netto. Tra i fattori individuali c'è poi il livello di istruzione, e qui sono 2 le cose che colpiscono. Da una parte un trend che è in aumento dal 2005 al 2019 per tutti i livelli di istruzione. Era in qualche modo immaginabile prevedere che per i livelli più bassi di istruzione ci fosse un rischio di povertà più alta, che nel 2019 era quasi pari al 20%. Quello che stupisce più invece è vedere come anche per chi ha una educazione terziaria, cioè un'educazione almeno la laurea o addirittura titoli superiori, ci sia il 5% di queste persone che vivono in una situazione di povertà lavorativa. D'accordo? Questo può dipendere da come l'indicatore è costruito, ad esempio il fatto di vivere in famiglie dove si è l'unico lavoratore e magari si hanno dei figli a carico, però chiaramente a livello aggregato il 5% rimane una quota importante. Andiamo quasi in conclusione, per quanto riguarda la composizione familiare, quindi si osserva che il rischio di povertà lavorativa è molto più alto per le persone per i genitori single che hanno dei figli a carico, e questo è chiaro, no? Perché nel momento in cui noi andiamo a considerare il reddito equivalente disponibile, più fonti di reddito si hanno, più è bassa la probabilità di essere poveri, più è alto il numero di persone che non percepiscono reddito, più è alta la probabilità di essere poveri. E quindi questo fotografa questa situazione. Infine l'ultimo grafico è quello relativo alla intensità lavorativa. Ora, che cosa vuol dire intensità lavorativa? L'intensità lavorativa è un rapporto tra quanto effettivamente tutti i membri della famiglia lavorano rispetto a quanto potrebbero lavorare. Se abbiamo una famiglia di 2 individui adulti, ognuno dei quali lavora 6 mesi all'anno, vuol dire che hanno lavorato 12 mesi, potenzialmente avrebbero potuto lavorare
24 mesi, e quindi diciamo, l'intensità lavorativa è del 50%. Chiaramente laddove l'intensità lavorativa è più bassa, il rischio di povertà è più alta. Quindi famiglie in cui l'intensità lavorativa è tra il 20 e il 45% hanno un rischio di povertà del 40%, d'accordo? Ora, questo non vuol dire che i lavoratori in Italia lavorano poco, attenzione, anzi, diciamo, se si vedono le statistiche si vede che in Italia lavoriamo di più e veniamo retribuiti di meno. Vuol dire semplicemente che a livello aggregato, a livello familiare, diciamo, più ore si dedicano al lavoro e più è bassa la probabilità di essere poveri. Per quanto riguarda le policy, si distinguono, diciamo, misure dirette, quindi che vanno ad agire direttamente, diciamo, sulla retribuzione, e misure indirette che invece cercano di migliorare il contesto nel quale il lavoratore opera. Misure dirette come ad esempio il salario minimo, come il living wage, ma anche un sistema di detrazioni fiscali a favore dei lavoratori più poveri e un sistema efficiente di ammortizzatori, diciamo, sociali. A questo si devono aggiungere poi gli interventi a livello familiare, proprio perché, come avevo detto, la povertà lavorativa è un concetto che riguarda sia le famiglie che l'individuo. Le misure indirette invece sono quelle volte a rafforzare l'istruzione e la formazione dei lavoratori, la formazione professionale, le misure per la conciliazione del tempo casa-lavoro. Pensiamo ad esempio, diciamo, allo smart working che prima veniva, diciamo, citato e che tantissimi italiani hanno conosciuto in questo, diciamo, periodo di pandemia. Quello che si nota è che attualmente quasi tutte le politiche che vengono implementate nell'Unione Europea sono politiche che affrontano il tema della povertà in generale, ma non sono politiche specifiche all'in-work poverty. Quindi servirebbe in questo senso, cioè, una maggiore attenzione al fenomeno. In conclusione possiamo dire che è fondamentale tenere presente l'evoluzione dell'in-work poverty, tenere presente che è un fenomeno in aumento, quindi disporsi anche, diciamo, di strumenti per la misurazione del fenomeno. Si può adottare anche un portafoglio, diciamo, di indicatori piuttosto che puntare su un unico indicatore, e come dicevo prima utilizzare indicatori non soltanto monetari, non soltanto che fanno riferimento al reddito, ma che fanno riferimento alle condizioni di vita dei lavoratori. E fondamentale, a mio avviso, per un paese come l'Italia, in cui il tasso di partecipazione delle donne al lavoro è del 40%, che è infinitamente più basso rispetto alla media europea delle altre grandi economie, è importante attuare quelle politiche che permettano, diciamo, di aumentare la partecipazione del lavoro femminile, delle donne nel mondo del lavoro. E con questo concludo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Andrea, mi sembra molto interessante il tuo lavoro di ricostruzione anche con i grafici del problema della povertà, e poi anche di alcuni spunti interessanti sul problema delle misure di contrasto a livello internazionale e a livello interno della povertà. Adesso io darei la parola al collega Marco Valente, professore ordinario di politica, di economia politica, che ci parla dell'impatto economico della povertà sul lavoro. Prego Marco. La parola. Grazie Piero e grazie a tutti quanti. Il mio intervento è una sorta di continuità. Abbiamo iniziato con l'introduzione storica sul passato del lavoro e come siamo arrivati al presente, e Andrea ci ha fornito una fotografia della situazione attuale, delle condizioni attuali. Quello che adesso io faccio è di dare uno sguardo al futuro da un punto di vista astratto, teorico, da economista che studia il cambiamento del mondo economico e gli effetti che la povertà sul lavoro genera sull'economia. Diciamo, la definizione che do di lavoro povero è molto più sintetica ed elementare rispetto a quella data precedentemente. In generale io intendo per lavoro povero tutte quelle forme di contratti di lavoro, sia legittimi che illegittimi, che forniscono una bassa retribuzione, ma che hanno anche una serie di altre difficoltà, che creano altre difficoltà per i lavoratori, dall'orario, l'incertezza, le basse qualifiche professionali legate al tipo di mansione che si svolge, l'alta possibilità di lavori usuranti o di rischio. In Italia particolarmente rilevante questo tipo di aspetto. Vi anticipo la mia tesi, un piccolo spoiler.
Io considero come cittadino il problema del lavoro povero ovviamente un problema etico e sociale, politico da affrontare per evidenti motivi come missione degli stati nazionali. Quello su cui però mi voglio soffermare è da un punto di vista di freddo interesse economico. Il lavoro povero ha degli effetti economici oppure no? La mia sensazione è credo ampiamente giustificata, è che vengono percepiti gli economisti come se suggerissero che contrastare il lavoro, la povertà sul lavoro ha in qualche modo un effetto sulla crescita economica, sul benessere, quindi si può discutere politicamente se vale la pena o no investire risorse avendo minore crescita in cambio di una riduzione della povertà sul lavoro. Io invece sostengo la tesi opposta, che la povertà sul lavoro è un freno sia a livello di benessere economico che possiamo permetterci con la situazione attuale dell'economia, sia nel medio e lungo periodo sulle opportunità economiche che vengono generate dal sistema economico stesso, che se è troppo focalizzato sullo sfruttamento del lavoro povero perde le opportunità di avere un percorso di crescita virtuoso e invece entra in un sistema di crescita perverso che non permette di avere un alto livello di benessere. Quindi sostanzialmente la mia presentazione verterà su sottolineare quali sono gli effetti economici del lavoro povero, quali sono le conseguenze economiche del lavoro povero e poi avere un piccolo anticipo di quali potrebbero essere i costi o le misure, le implicazioni di misure di contrasto alla povertà sul lavoro. Ok, il lavoro svolge nell'economia tanti ruoli, quello evidente è quello di generare dei costi per le aziende, questo è il motivo principale per cui si giustifica la povertà sul lavoro e di garantire la competitività delle aziende, questo è evidente. Ma come abbiamo visto c'è anche un effetto diciamo, più keynesiano che a livello di sistema i redditi che sono percepiti dai lavoratori sono anche una componente della domanda e quindi questo è un effetto importante. Inoltre i lavoratori sono inseriti in un'organizzazione della produzione, quindi contribuiscono alla formazione di quale tipo di organizzazione viene implementata, come viene portata avanti la produzione e storicamente ormai è un dato accertato, la componente del lavoro è una fonte importantissima per le aziende per introdurre innovazioni, per migliorare le proprie attività e quindi anche aumentare la propria profittabilità. Quindi tutta la gestione dell'innovazione sia interna che esterna deve fare affidamento sui contributi che vengono dai dipendenti stessi, non solo quelli che lavorano nel laboratorio di ricerca e sviluppo, ma anche quelli in fase di produzione, anche quelli che hanno a che fare con il pubblico, con i fornitori. Ormai le fonti possibili di innovazione sono tantissime e le imprese devono sfruttare tutte le possibili opportunità. E infine ovviamente è un cittadino inserito nel tessuto sociale del paese. Partiamo dagli effetti sui costi aziendali. Qual è il contributo che bassi salari, condizioni di lavoro flessibili portano ai profitti aziendali, alla competitività aziendale? In realtà nessuno in termini puramente competitivi. Se tutte quante le aziende devono affrontare la stessa legislazione, le stesse condizioni per il lavoro, questo vuol dire che nessuno è in grado di battere gli altri e anche se il lavoro costasse il doppio, una volta che questo costo è ripartito nello stesso modo fra tutti i competitor, ovviamente nessuno ha un vantaggio direttamente su questi, da questo punto di vista. Quindi l'importanza competitiva del basso costo del lavoro ha in realtà un'importanza estremamente limitata in alcune condizioni. Quindi vale solo e in parte per le imprese che competono sui mercati internazionali, ma anche in questo aspetto quindi non vale per le imprese che invece lavorano esclusivamente o principalmente sui mercati nazionali in cui vige la stessa legislazione, e anche sui mercati internazionali vale solo per quelle imprese che competono in base ai costi di produzione e basta, non hanno nessun grado di competizione, nessun livello di competizione sulla qualità
del prodotto, quindi tipicamente imprese a bassa intensità di capitale, con tecnologie obsolete o in via obsolescenza, quindi non sono neanche i settori su cui un paese vuole puntare particolarmente, quelli che sono avvantaggiati da un basso costo del lavoro per le aziende. D'altra parte invece vediamo gli alti costi, appunto quello che ho già citato, che un basso costo del lavoro vuol dire un basso reddito per le persone che percepiscono la maggior parte del reddito, di conseguenza si abbassano i consumi e questo implica un basso livello di, comparativamente più basso livello di entrate per le imprese. Da un punto di vista qualitativo, il fatto di avere consumatori cittadini che hanno un reddito che oltre ad essere basso è anche frutto di un lavoro intermittente, arbitrario, con orari difficili, spesso in condizioni disagiate, con modalità di trasporto ad esempio estremamente difficili da implementare, vuol dire che il tipo di consumo che viene tipicamente svolto sono prodotti di bassa qualità, servizi di pura necessità, e quindi non c'è neanche dal punto di vista qualitativo un contributo al reddito nazionale di domanda per le imprese, che invece sono più rilevanti per il paese. Quindi si mantiene un sottosistema economico di produzione e domanda di quasi sussistenza, che non porta nessun beneficio a livello di sistema economico per crescere a lungo periodo. Il tipo di aziende che sfrutta il lavoro povero, che è in grado di sfruttare l'opportunità offerta dalla legislazione, dalle condizioni contrattuali di avere lavoro che costa poco, sono imprese che ovviamente hanno questo come tipo di vantaggio competitivo principale, di conseguenza sono imprese in settori marginali di scarsa importanza di contributo in termini di innovazione e di creazione di benessere futuro per il resto del paese, e di conseguenza è un tipo di produzione che il sistema non ha interesse a sostenere in modo particolare. Questo per quanto riguarda le aziende esistenti che sfruttano questo tipo di lavoro. È ancora più grave se guardiamo al problema delle future imprese che ci saranno nell'arco dei 5-10 anni del medio-lungo periodo. Le imprese che hanno lavoratori che costano poco non sono particolarmente interessate a espandersi o ad avere particolari innovazioni, perché ovviamente hanno un vantaggio competitivo basato esclusivamente sul lavoro ed è molto difficile ingrandirsi, organizzarsi ed affrontare tutti quei problemi legati ai nuovi mercati o alle maggiori dimensioni quando non hai manodopera qualificata, quando non sei abituato semplicemente a gestire imprese di medie e grandi dimensioni. E sappiamo che l'Italia è un paese che soffre del nanismo delle proprie imprese rispetto agli altri paesi europei e in generale comparabili, e quindi sicuramente un grosso contributo a questo fenomeno negativo è dato dalla possibilità di pagare poco i dipendenti, e questo limita le potenzialità di crescita delle imprese. Quindi genericamente possiamo riassumere che a livello di sistema la possibilità di avere un lavoro a bassissima remunerazione, con tutte le difficoltà che vengono fatte ricadere sui lavoratori, genera sicuramente meno costi per le imprese, ma questo non è un grande vantaggio sistemico, anzi, mentre invece crea moltissimi effetti negativi: minor reddito delle famiglie e delle entrate delle imprese, alto rischio di incidenti sul lavoro, basso livello di consumo dei beni, dei prodotti e dei servizi ad alto valore aggiunto, che sono quelli che in un'ottica demand pool stimolano le aziende a avanzare sulla frontiera tecnologica internazionale. C'è anche ovviamente un maggiore rischio di consumi a basso valore sociale, possiamo dire, di disagio, legati a consumi di sostanze stupefacenti, alcol o prodotti dannosi per il tessuto sociale.
e questo lo si vede anche in generale nelle difficoltà che ci sono socialmente in diverse zone del paese. Si limita la crescita delle imprese esistenti, così come la creazione di nuove imprese, che spesso nasce dal contributo di lavoratori in grandi aziende che poi usano la loro competitività, la loro competenze apprese durante il lavoro nelle grandi imprese per fondare aziende proprie. Ovviamente chi è impiegato con bassi livelli di qualifiche e bassi salari è meno probabile che fondi start-up innovative. E a livello di rapporti con lo Stato ovviamente ci sono sicuramente meno entrate fiscali, alto livello di evasione fiscale e maggiori costi che la società deve sopportare. Vediamo velocemente quali sono i possibili costi se volessimo intraprendere le politiche di contrasto del lavoro. Alcuni di questi costi in realtà non sono costi, sono semplicemente incentivi alle aziende a fare investimenti per il proprio futuro, quindi potrebbero banalmente, una volta che la legislazione spinga verso la riduzione e disincentivi il lavoro povero, le aziende sarebbero incentivate a fare investimenti che sarebbero autoremunerativi semplicemente, e quindi potrebbe essere semplicemente un problema di liquidità fornire il credito sufficiente alle imprese a disegnare da sole un percorso verso una gestione del lavoro che comporti costi maggiori per il lavoratore e quindi livelli di profittabilità basati su altri aspetti e non sul costo del lavoro. Ci sono però sicuramente altri costi che almeno in una fase di transizione devono essere sostenuti dall'esterno, perché le imprese non sarebbero in grado di riorganizzarsi e di affrontare questo tipo di costi. È comunque, diciamo, una fase di transizione, perché sicuramente è ampiamente dimostrato, basta vedere i confronti europei, che è possibilissimo avere economie ricche in alto livello di crescita nonostante il lavoro sia molto costoso e molto più alto in generale l'agilità del lavoro e gli alti costi. Quindi qualsiasi costo vada affrontato è comunque un costo transitorio che poi può essere riassorbito ed eliminato in futuro quando il paese si sposti verso un percorso di crescita non basato sui bassi costi. Gli effetti competitivi di un eventuale incremento del costo del lavoro unitario, orario per le imprese, abbiamo già accennato che non sarebbe alcun problema dal punto di vista di competizione interna, visto che tutte le imprese affronterebbero lo stesso tipo di problema e semplicemente favorirebbero le imprese che hanno un maggiore livello tecnologico, maggiore automazione, e questo ovviamente vuol dire mantenere anche un miglior sistema nazionale di produzione. Da un punto di vista di competitività ovviamente dovremmo uscire dai mercati che competono con i paesi a bassissimo reddito, ma questo di nuovo è un vantaggio. Anche la Cina ha iniziato esportando prodotti a bassissimo costo, ma appena potuto molto velocemente ha delegato le produzioni a basso costo ad altri paesi del sud-est asiatico, investendo invece in altissime tecnologie e oggi è sicuramente fra i leader tecnologici mondiali e non fa più affidamento esclusivamente sul basso costo. Ci sarebbero costi organizzativi, difficoltà organizzative per le imprese che devono riorganizzare la propria produzione tenendo conto del maggior costo del lavoro. Questo sicuramente può essere un problema nella fase di transizione, ma è anche un'opportunità di studiare con più attenzione i modi organizzativi all'interno delle aziende, quindi con la creazione di nuovi mercati dedicati a favorire questa transizione delle aziende e anche avrebbe come effetto quello di valorizzare i lavoratori che diventerebbero molto costosi e quindi le imprese avrebbero molto interesse a valorizzarne il contributo. E infine il grande diciamo, tabù e giustificazione finale, o se vogliamo anche ricatto, che molti utilizzano quando si parla di lavoro povero, si giustifica la necessità di tenere il basso costo del lavoro
per ridurre il livello di disoccupazione. In realtà ormai l'evidenza è stratosferica, è assolutamente incontrovertibile che se esiste un effetto fra il costo del lavoro e la disoccupazione, questo è molto marginale e temporaneo, quindi non c'è un effetto diretto e bisogna invece prendere di petto la questione della disoccupazione che, ripeto, è solo marginalmente influenzata dal costo del lavoro e affrontarla con gli strumenti specifici per affrontare la disoccupazione, ovvero sia riduzione dell'ora di lavoro, maggiore formazione per aumentare la produttività dei lavoratori stessi, incrementare il numero di imprese, facilitando in particolar modo la fondazione di imprese di piccole dimensioni e generare una domanda pubblica per i servizi di interesse generale che possano stimolare la formazione di nuove imprese per settori che altrimenti invece non avrebbero un proprio mercato indipendente. Ok, molto velocemente chiudo qui e quindi torno a Pietro per i successivi interventi. Grazie Marco per questo brillante intervento con riguardo anche agli effetti macroeconomici del lavoro povero, che mi sembra che si saldi molto bene con l'intervento prima di Andrea. Per chiudere per questa prima parte, poi sentiremo l'autorevole parere di Pasquale Tritico sul punto. Io adesso parlerei e darei la parola a Lina Del Vecchio di diritto del lavoro, professoressa mia collaboratrice, che ci parlerà della polarizzazione del mercato del lavoro e appunto del lavoro povero anche con l'emergenza sanitaria con riguardo ai profili giuslavoristici. A te la parola, Lina. Grazie professore e buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare chi mi ha preceduto innanzitutto perché ha fornito non solo una visione storica del fenomeno che stiamo studiando con il nostro PRIN, ma anche perché ha delineato degli importanti aspetti della letteratura economica proprio in tema di soggetti che sono potenzialmente esposti alla povertà nel lavoro e ha delineato anche gli effetti sull'economia del nostro paese. Come abbiamo visto, quindi i working poor sono i lavoratori che hanno un reddito naturalmente inferiore ad una certa soglia, come ci hanno evidenziato il professor Valenti e il dottor Di Filippo. Questa è una soglia evidentemente che viene espressa in termini relativi. Dall'altro lato però sono anche degli occupati che vivono in una famiglia con un reddito complessivo, abbiamo visto, al di sotto di una soglia di povertà. Però abbiamo anche capito che non è detto che un lavoratore sia povero, diciamo, sia anche in una condizione di disagio economico o anche di deprivazione, proprio perché è molto importante il ruolo che viene svolto dalla famiglia, concedetemi, come ammortizzatore sociale. Quindi il nucleo familiare in sostanza opera una sorta di redistribuzione dei redditi all'interno dei suoi componenti e questo consente in qualche modo di contenere un pochettino delle disuguaglianze che purtroppo si stanno creando, si sono create anche in passato nel mercato del lavoro. Quindi abbiamo visto che si sposta lo sguardo dall'individuo alla famiglia e abbiamo visto anche naturalmente alle istituzioni, come ci ha sottolineato il dottor Di Filippo, e si cerca in qualche modo di ricostruire questo legame tra lavoro povero e povertà e sappiamo che naturalmente questo genera dei problemi anche di trasmissione purtroppo intergenerazionale delle condizioni di vulnerabilità dei soggetti. Quindi la scelta giustamente a valle, come ha introdotto anche il professor Valente, di qualsiasi strumento, di qualsiasi intervento, di qualsiasi politica di supporto che in qualche modo noi dobbiamo valutare, si scontra però a monte con una difficoltà che è una difficoltà proprio definitoria di questo concetto di povertà e anche, concedetemi, di una posizione ideologica, interpretativa della povertà stessa. Quindi il primo sforzo che deve fare uno studioso del diritto del lavoro che si pone davanti a questo tema è indubbiamente uno sforzo di carattere definitorio, diciamo, alla luce di un dato che sembra che è emerso con molta lucidità negli interventi dei nostri economisti, cioè che il lavoro povero è collegato
collegato non solo alla qualità del lavoro, e quindi qui potremmo dialogare molto sul profilo anche della professionalità del lavoro, del lavoratore in generale, ma non solo, è anche collegato alla intensità del lavoro, questa che può essere espressa naturalmente come ore di lavoro, ma anche come mesi proprio di occupazione, come abbiamo visto. Quindi la definizione, diciamo, se vogliamo fare questo sforzo definitorio, noi dobbiamo comunque calarla un pochettino su quello che accade sul salario orario, che evidentemente per noi del diritto del lavoro rappresenta pur sempre una condizione di lavoro, no? E quindi a questo punto potremmo prendere in considerazione un dato molto importante che non è emerso fino adesso. Diciamo, Andrea ha semplicemente detto si lavora di più oggi e si guadagna di meno, quindi dove dobbiamo andare a vedere questo dato che è fruibile poi a tutta la comunità scientifica, non solo degli esperti del diritto del lavoro, ma a tutti noi? Questo è un dato che viene alla luce da una risistemazione, cioè da una risistemazione di un archivio che è stato fatto appunto dal CNEL, questa opera, appunto un archivio dei contratti collettivi compiuta appunto questa risistemazione negli ultimi 2 anni. Diciamo da questa operazione è venuto a galla un dato numerico, concedetemi, abbastanza rilevante, cioè che nel settore privato noi abbiamo addirittura oltre 830 contratti collettivi che sono stati catalogati dal CNEL. Quindi questo è un fenomeno naturalmente che è oggettivamente registrabile, anzi è stato registrato proprio, però che ci fa capire che abbiamo una proliferazione dei contratti collettivi, no? È un fenomeno che, come sappiamo, deve essere osservato e può essere osservato sotto tante lenti, sotto tante prospettive, naturalmente, non solo la classica nostra prospettiva di un'articolazione, della continua nascita di organizzazioni di rappresentanza, diciamo da parte sindacale, da parte datoriale, naturalmente c'è una frantumazione delle categorie contrattuali, una moltiplicazione di ambiti di applicazione dei contratti, però soprattutto per quanto a noi interessa oggi in un'ottica di lavoro povero, tutto questo attivismo contrattuale che abbiamo registrato è differenziato per settori economici, e questo è un dato su cui dobbiamo stare attenti, e c'è molta diversità di trattamenti normativi, economici previsti da queste fonti contrattuali, e poi naturalmente c'è un farsi largo con molta forza di un esercito di contratti che naturalmente sono stipulati da soggetti che hanno una rappresentatività indefinita. Questo perché è un dato su cui riflettere? Perché è un dato che esce da un collegamento appunto tra questa banca dati del CNEL con quella dell'INPS. Il presidente, che vedo molto piacevolmente collegato, ci potrà confortare su questo, cioè c'è un collegamento con i dati dell'INPS, e quindi questo ha permesso anche in termini proprio quantitativi di vedere il grado di effettività di applicazione di questi singoli contratti, grazie alla possibilità appunto di associare proprio grazie all'INPS ciascun contratto fornito appunto con i dati che vengono forniti dall'INPS sul numero dei lavoratori e sulle imprese a cui si applicano questi contratti. Questo ci testimonia una cosa, diciamo, questo è un primo punto, un primo spunto che io vorrei lanciare, cioè ci testimonia che naturalmente le condizioni si vanno deteriorando, cioè che c'è una disarticolazione molto spinta di tutele, perché si rintracciano degli scostamenti molto ampi, addirittura che arrivano al 30%. Diciamo, io non voglio utilizzare adesso termini, diciamo, non vorrei utilizzare il termine contratto pirata, però in ogni caso c'è uno scostamento tra il contratto, diciamo così, leader e i contratti alternativi, ecco, non vorrei utilizzare il contratto pirata, molto forte. In questo arcipelago trovano, diciamo, posto delle realtà che sono anche molto diverse tra di loro, naturalmente, e potrebbe essere improprio addirittura, diciamo, considerarle in maniera anche indistinta, però parte di questo attivismo contrattuale dobbiamo tenere presente che serve solo per ricercare delle vie di fuga da solchi tradizionali.
diciamo, delle alternative più convenienti, ma non tanto per i lavoratori, forse più per le parti che lo hanno stipulato. Quindi una parte di questa contrattazione in dumping, diciamo, si spinge oltre appunto dei fenomeni che per noi giuslavoristi non sono nuovi, però sfondano la soglia di uno snaturamento proprio della negoziazione sindacale attraverso, come dicevo, di atti, di contratti che forse prendono solo il nome dai contratti collettivi, ma da un punto di vista soggettivo delle parti stipulanti e soprattutto oggettivo dei contenuti, insomma, ci portano un po' lontani. Questo ci fa capire in un'ottica definitoria che cosa? Cioè ci fa capire che una parte non trascurabile del fenomeno che noi oggi ci accingiamo con questo primo incontro a in qualche modo a ricostruire, questo fenomeno origina proprio da questa situazione. Questo ha un significato preciso che si collega strettamente con quello che è stato detto dagli economisti, cioè perché noi dobbiamo vedere che l'incidenza di questo studio su questo archivio ci fa capire che l'incidenza appunto dell'underpaid è concentrata in alcuni settori. Non ci dimentichiamo i settori dell'agricoltura, dei servizi alle persone, delle costruzioni. Naturalmente questo l'abbiamo oggi delineato con maggiore chiarezza. Diciamo, detto per inciso, questi problemi non riguardano ad esempio il settore pubblico, no? Dove sappiamo che c'è una forte impalcatura legislativa sul contratto di comparto e sul principio soprattutto di parità di trattamento retributivo previsto nell'articolo 45 del testo unico. Qui al massimo nel settore pubblico noi ci potremmo chiedere, in un'ottica proprio di lavoro povero, se la normativa emergenziale appunto che è stata emanata per fronteggiare ahimè il Covid-19 vada nel senso di confermare, come dire, ancora di più i contratti flessibili, l'utilizzo dei contratti flessibili e comunque anche una sorta di precarietà, come abbiamo visto, oppure agevolerà in un futuro anche abbastanza vicino un processo, un meccanismo invece di stabilizzazione. Ecco, questo è giusto per tirare fuori anche un settore che fino adesso giustamente non era stato ancora mai nominato, mai citato. Comunque al di là di questo, l'abbassamento dei salari e delle condizioni di lavoro è poi anche strettamente collegato con un altro fenomeno che io oggi vorrei solo richiamare velocemente, perché naturalmente il tempo a disposizione è sempre breve, cioè un tema che si collega non solo a questo che ho appena citato, ma anche alle catene di subappalto. Non ci dimentichiamo che le catene di subappalto distruggono, ahimè, il lavoro dignitoso, perché naturalmente segnano una penalizzazione salariale per i lavoratori. Sappiamo anche però che il nostro ordinamento non è che tipizza il contratto di subappalto, che piuttosto, come ci diranno poi la componente anche civilista della nostra unità di ricerca, è un contratto derivato sostanzialmente, o un subcontratto che deriva dal contratto principale. Quindi il contratto di subappalto per noi lo studiamo a tutti gli effetti e lo riconduciamo al contratto di appalto del codice civile, però non dobbiamo dimenticare che il codice civile ci dice anche che in riferimento strettamente al subappalto, che l'appaltatore può dare in subappalto un'opera o un servizio, però solamente se è stato autorizzato dal committente. Bene, a questo punto io vorrei solo sottolineare un ruolo che può essere svolto in questo tratto, cioè un ruolo che può essere svolto e che viene svolto dalle commissioni di certificazione. Perché? Perché la certificazione del contratto non riguarda semplicemente tutte le tipologie contrattuali flessibili che noi abbiamo, ma riguarda tutti quei contratti in cui è dedotta un'attività lavorativa.
e non ci dimentichiamo che una fetta molto grande di subappalti nel nostro paese non solo deve essere autorizzata dal committente, ma addirittura per legge, abbiamo il DPR 177 del 2001 che ce lo dice, deve essere certificata. Quindi a questo punto il ruolo importante delle commissioni di certificazioni che operano non è tanto quello di ricercare la sussistenza di un requisito del contratto di appalto, ovvero di subappalto ai sensi del codice civile dell'articolo 1655, quindi anche per distinguere l'appalto, come noi giuslavoristi sappiamo bene, dalla somministrazione di lavoro, cioè secondo dei consolidati orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, ma è importante perché il ruolo della commissione serve per verificare quelli che sono degli elementi che attengono alla gestione della manodopera, sul quale la commissione si sofferma, soprattutto per quanto riguarda la tutela del lavoro, quindi delle condizioni economiche e normative del lavoro implicato nell'appalto e quindi nelle catene di subappalto. Questo diciamo a livello, per scendere ancora di più nel dettaglio diciamo di questo primo momento di riflessione condivisa su questo tema, vi volevo tracciare un ultimissimo punto che è sempre in termini di condizioni di lavoro, di orario di lavoro. Non possiamo trascurare sotto il profilo definitorio, che è quello che poi anima la nostra unità di ricerca, l'incidenza delle tipologie contrattuali flessibili, naturalmente, come potrebbe essere il part-time, meglio il part-time involontario, cioè un part-time che non è richiesto dal lavoratore. Quindi siamo in questo caso in presenza di un salario non come prima non dignitoso, qui siamo siamo di fronte diciamo ad un salario orario che è dignitoso, ma come dire così, un'intensità occupazionale più bassa, questa tipologia contrattuale, e questo, come sappiamo, può avvenire, questa minore intensità occupazionale si può avere anche in altre forme contrattuali, come i contratti a termini, eccetera. Quindi il problema a questo punto si sposta non tanto sulle condizioni di lavoro, ma si sposta proprio sulle caratteristiche individuali, sulle caratteristiche personali di un lavoratore, quindi queste caratteristiche rendono questo lavoro più esposto al rischio di povertà, perché non dobbiamo dimenticare che molto spesso il part-time è subito più dalle donne, anche perché abbiamo detto entra in gioco, se così la possiamo chiamare, una caratteristica individuale, se così possiamo dire, il genere, no? E quindi questo è una caratteristica che poi si va ad affiancare anche ad altre caratteristiche individuali, come il livello di istruzione, abbiamo già sottolineato, e questi dati naturalmente potrebbero peggiorare a seguito dell'emergenza Covid, cioè forse aumenterà, mi chiedo, il rischio di rimanere in qualche modo intrappolati in una situazione di questo genere. Quindi si tratta purtroppo di un processo che crea delle disuguaglianze e quindi un processo di creazione all'interno di una polarizzazione che probabilmente è già in atto a seguito dell'emergenza Covid 2019, nuovi rischi di polarizzazione, perché e questo chiudo su questo aspetto, cioè ci sono nuovi rischi di polarizzazione che possono essere addirittura collegati ad una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa come quella dello smart working emergenziale, perché noi abbiamo degli studi recenti anche dell'INAP in cui abbiamo visto che attualmente in Italia il lavoro agile tende ad avvantaggiare per esempio alcuni lavoratori, cioè quelli che già hanno un reddito alto, dei lavoratori che sono in prevalenza uomini con un contratto full time e a tempo indeterminato. Quindi diciamo questo studio ci restituisce questo dato importante, ci restituisce anche un dato importante che riguarda la maggiore attitudine allo smart working, cioè abbiamo visto che ci sono dei settori, diciamo così, in cui l'attitudine allo smart working è maggiore, come nel settore pubblico, nel settore della finanza, dell'informazione, della comunicazione, però all'opposto abbiamo invece
delle fette diciamo di lavoratori con basso livello di attitudine al lavoro agile, che comunque hanno un reddito inferiore. Bene, questo è un tema secondo me che va posto all'attenzione, soprattutto se pensiamo alla numerosità, ecco, diciamo al fatto che il lavoro agile o lo smart working, molti di voi insomma conosceranno anche questa tipologia con il nome anglosassone, però nell'epidemia questo ha raggiunto 4,5 milioni di persone, quindi questo probabilmente continuerà ad essere una pratica molto diffusa nel nostro paese, e quindi questo potrebbe comportare un aumento di disuguaglianze che già sono presenti. Questo dovremmo aspettarci quindi un rischio ulteriore di polarizzazione, perché siamo purtroppo di fronte ad una inedita segmentazione, cioè tra coloro che sono occupati in attività che possono essere svolte in modalità agile, e invece quindi che sono quelle attività di cui vi dicevo, attività qualificate di natura intellettuale, svolte diciamo prevalentemente dagli uomini full time eccetera, e invece un'altra porzione di lavoratori che invece devono forzatamente naturalmente fare le loro attività in presenza, probabilmente di carattere manuale, in quei determinati settori che noi già abbiamo rilevato. Allora, da un punto di vista giuridico, che cosa dovremmo fare? Secondo me bisognerebbe raccogliere al meglio l'eredità che il lavoro agile emergenziale, che lo smart working emergenziale, o comunque che questa emergenza ci ha dato. Cioè è necessario probabilmente ripartire per esempio da una situazione pre-pandemia, perché non ci dimentichiamo che, almeno lo speriamo, questa deve ritornare la regola rispetto ad un'eccezione che era quella del periodo dell'emergenza, e appunto anche nel semplice smart working la deroga a quel regime di consensualità che traeva appunto la sua finalità in delle ragioni che sono ragioni di ordine pubblico sanitario, non potrà riprodursi, ecco, diciamo, quando finirà l'emergenza. Allora, per mettersi a riparo da possibili condizionamenti che poi ci sono alla libera volontà di una parte del rapporto di lavoro, che è la parte più debole, bisogna porre l'accento su una funzione di riequilibrio di questo squilibrio, ecco, una funzione di riequilibrio contrattuale che può svolgere la contrattazione collettiva. E questo che cosa, e concludo, questo che cosa voglio dire? Che non bisogna ricercare nella legge per esempio che regolamenta il lavoro agile, il rinvio, come dire, perduto alla contrattazione collettiva, ma dobbiamo cercare un nuovo ruolo dell'autonomia collettiva che sappia far tesoro dell'esperienza emergenziale. E quindi per esempio questa esperienza ci ha fatto capire quali sono i settori con bassa fattibilità di smart working. Ebbene, si potrebbe delegare la contrattazione collettiva ad individuare quali sono quei set di categorie, quei set, diciamo così, di mansioni per i quali il lavoro agile è tecnicamente possibile, ma non è neanche più rinviabile una regolamentazione attraverso, diciamo, la contrattazione collettiva dei profili formativi. Questi i profili formativi, la professionalità, questo ci allontana dal lavoro povero, quindi una regolamentazione compiuta dei profili formativi, una regolamentazione compiuta naturalmente di quello che è il diritto alla disconnessione per tutti noi nelle nostre attività lavorative, quindi un aggancio con la contrattazione collettiva per poter in qualche modo anche veicolare meglio la regolamentazione dei diritti alla disconnessione dei lavoratori, perché questo tutela il lavoratore come persona, non solo come appunto come lavoratore semplice. Quindi solamente procedendo in questo modo, quindi facendo anche un ritocco selettivo a quello che ci dice la legge, per carità, però solo in questo modo il lavoro emergenziale che tutti noi abbiamo vissuto in questi mesi, purtroppo solamente
solamente in questo modo come dire, riusciremo a lasciare, l'epidemia ci lascerà una eredità di nuove garanzie per chi lavora oltre l'emergenza naturalmente, e questo ci probabilmente aiuterà a metterci a riparo da rischi purtroppo di una polarizzazione ulteriore del nostro mercato del lavoro. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola al professor Lambertucci. Grazie alla professoressa Del Vecchio che ci ha ricordato non solo le tipologie flessibili di lavoro nella parte giuslavoristica, ma soprattutto quel richiamo ai contratti collettivi e quindi a tutta quella proliferazione dei contratti nazionali che pone un problema per la selezione degli agenti negoziali da non sottovalutare. Prima di continuare la rassegna degli interventi, volevo intanto salutare il professor Tritico, anche se in ritardo, che si è collegato, al quale saranno poi affidate le conclusioni di questo intervento, di questo seminario. E poi volevo anche salutare la professoressa Brollo, della presidente dell'AIDLAS, che ci onora del suo collegamento. Adesso per continuare il nostro seminario passiamo all'approccio amministrativistico sul contrasto delle povertà, che è formato nell'unità di ricerca il professor Longobardi e il professor Giulietti, che ci daranno delle indicazioni anche in futuro sull'efficienza ed efficacia delle politiche dell'azione amministrativa in ordine alle politiche di contrasto alle povertà, il reddito di cittadinanza e quant'altro. Oggi il professor Giulietti ci parlerà sugli aspetti contabili da parte sua e finanziari delle politiche attive del lavoro. Prego Walter. Grazie Presidente, grazie a tutti i colleghi, mi accingo a presentare la relazione. Ecco, il tema che mi è stato assegnato, come hanno dimostrato anche le relazioni che mi hanno preceduto, ben si inserisce, oltre che chiaramente nel contrasto alla disoccupazione, anche nel contrasto al lavoro povero, soprattutto sotto il profilo della riqualificazione del lavoratore e dell'attribuzione di chance allo stesso. Ecco, per quanto riguarda le politiche attive del lavoro, il tema è chiaramente amplissimo e opportunamente la relazione si concentra sugli aspetti contabili e finanziari. La premessa che occorre comunque fare è chiarire quali sono gli obiettivi delle politiche attive sul lavoro. Primo obiettivo è l'aumento della percentuale delle persone che si offrono sul mercato del lavoro, sia disoccupate sia neanche alla ricerca di occasioni di lavoro, e soprattutto far emergere questo secondo fenomeno. Intervenire sulla qualificazione delle persone occupate o in cerca di occupazione, ridurre la simmetria informativa tra domanda e offerta e combattere la povertà mediante appunto l'inclusione lavorativa. Ecco, solitamente si distingue tra politiche attive e politiche passive, difendere il lavoro che c'è, creare occasioni per nuovo lavoro. La distinzione concettuale è chiara, sul piano pratico molti degli strumenti in realtà utilizzati nell'uno e nell'altro campo sono, diciamo, nell'ambito di un confine mobile e non esattamente catalogabili, così come i soggetti che possono chiaramente essere un momento oggetto di politiche passive del lavoro e a volte costrette poi a ricorrere all'altra forma di intervento. Ecco, la distinzione però ha sicuramente una forte valenza, un forte significato dal punto di vista della importanza di queste politiche. Cioè, tradizionalmente noi abbiamo politiche passive del lavoro sul piano degli strumenti, sul piano delle risorse finanziarie molto forti,
Al contrario, abbiamo politiche attive del lavoro molto deboli, almeno fino ai tempi recenti. Dati disponibili, ma riportati dalla Corte dei Conti, hanno indicato per le politiche attive del lavoro lo 0,04 del PIL in Italia a fronte dello 0,36 in Germania e dello 0,24 in Francia. Ecco, le politiche del lavoro quindi sono state sicuramente sottofinanziate e non adeguatamente sviluppate. Il dato recente è che hanno avuto in tempi recenti, questo emerge e lo vedremo sia in ragione della varietà degli strumenti sia della rilevanza finanziaria che hanno acquisito, un rafforzamento negli ultimi anni, sicuramente a fronte dell'effetto traino, si potrebbe dire, del reddito di cittadinanza, inteso come politica attiva del lavoro. Infatti, se intendiamo una politica pubblica come un'azione caratterizzata da regole, caratterizzata da organizzazione, caratterizzata da risorse finanziarie volte a raggiungere gli obiettivi, ecco, sia la varietà degli strumenti, sia il rafforzamento delle strutture, sia l'ampliamento della dotazione finanziaria sono dati che emergono dalla lettura dei documenti finanziari e di bilancio e programmatici finanziari ovviamente negli ultimi anni. In particolare non è questa materia stretta della relazione, cioè descrivere gli strumenti, però bisogna dar conto dei nuovi strumenti messi in campo e sicuramente tra questi il Fondo Nuove Competenze, un fondo nato per l'emergenza ma che ha dato già buona prova e sembra una misura molto efficace e molto gradita, che associa la qualificazione dei lavoratori con un intervento sulla riduzione del costo del lavoro, quindi sostanzialmente un fondo che finanzia ore lavorative per la qualificazione dei lavoratori, supportando parimenti l'impresa. Questo è nato nelle norme, è stato previsto nelle norme anti-Covid e rifinanziato dal decreto agosto e per ora ha una portata che arriva al dicembre del 2021, ma è auspicabile e anche immaginabile che diventi una misura strutturale. D'altra parte, l'ulteriore strumento di politica attiva del lavoro è la piattaforma informatica per far incontrare domanda e offerta di lavoro e ridurre quel problema della asimmetria informativa che tanto incide sulle dinamiche del lavoro. Assegno di ricollocazione e incentivi all'occupazione variamente declinati sono strumenti tradizionali. Infine il reddito di cittadinanza, non inteso come reddito base universale ma come reddito minimo condizionato dalla nostra legislazione, è assumibile nell'ambito delle politiche del lavoro, perché centrato principalmente sulla riattivazione. Ha il doppio mandato, potremmo dire, riattivazione lavorativa e lotta alla povertà, però in conformità anche al disegno costituzionale la povertà è innanzitutto contrastata attraverso il lavoro, attraverso la spinta a creare quantomeno occasioni e opportunità di lavoro. Ovviamente al netto delle situazioni in cui questo non è possibile e
comunque previste dallo strumento. Se questi sono sostanzialmente i principali strumenti della politica pubblica, l'altro aspetto molto importante, che però non tratteremo in questa sede, sarà trattato comunque nell'ambito degli studi amministrativistici, sono quelli delle strutture, e anche il sistema strutturale delle politiche attive del lavoro è estremamente complesso, incentrato sul principio del decentramento e dell'autonomia, per cui il Ministero del Lavoro chiaramente ha la regia del sistema e finanzia in gran parte il sistema, si serve di un'agenzia allo scopo dedicata, la stessa agenzia ha un sistema, un ente strumentale che è l'ANPAL Servizi, un ruolo importante, sia pur principalmente da erogatore, lo ha l'INPS, e molto importante è il ruolo delle regioni a livello territoriale, delle province e dei comuni. Ecco, sul piano delle risorse, l'altra componente strutturale delle politiche, appunto notavamo un incremento della dotazione finanziaria che andiamo a quantificare. Ecco, in bilancio le risorse dedicate alle politiche attive hanno due principali allocazioni, distinte per funzione, per cui abbiamo le azioni di reinserimento che troviamo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro, in particolare nella missione 26.10 delle politiche per il lavoro, politiche attive del lavoro, rete di servizi per il lavoro e la formazione. Il dato sinteticamente importante è che in questo programma di bilancio nel 2018 erano allocate 367 milioni di euro, nell'assestato 2019 1 miliardo e 95 milioni di euro, di cui poco più di 1 miliardo trasferiti alle regioni per il rafforzamento dei centri dell'impiego. Nelle leggi di bilancio per il 2020 e il 2021 questo finanziamento rimane costante, anzi nella legge di bilancio per il 2021 l'ammontare della missione 26.10, che nello stato di previsione del Ministero del Lavoro è la 1.5, ammonta a 1 miliardo e 650. Il dato sostanziale è quindi che le politiche del lavoro in senso stretto hanno avuto un notevolissimo incremento finanziario, principalmente diretto al rafforzamento dei centri dell'impiego e quindi a gestione regionale. Questo emerge sia nella relazione di parificazione al rendiconto dello Stato 2019, in cui si dà conto anche dell'incremento poi strutturale in cui si è tradotto questa maggiore dotazione finanziaria, sia in sede di audizione della Corte dei Conti sul disegno di legge in conversione istitutivo del reddito di cittadinanza, che appunto richiamava quei dati sulla percentuale di PIL che ho citato prima, molto ridotta per le politiche attive tradizionalmente scontata nel nostro Paese. L'altra allocazione di bilancio che ha un rilievo finanziario molto significativo è quella proprio dedicata all'erogazione del reddito di cittadinanza, che è sempre allocata allo stato di previsione del Ministero del Lavoro, missione 24.12 è il programma, e in realtà sono risorse che vengono trasferite nella specie all'INPS per poi essere erogate a
i titolari, quindi questi sono risorse diciamo che finanziano il reddito in senso stretto, il reddito di cittadinanza in senso stretto. Anche qui diciamo la dotazione iniziale era di 7 miliardi e 100 milioni, peraltro prima come fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2019 che doveva essere assunto a copertura, e poi con una riassegnazione appena istituito come dotazione finanziaria in senso stretto. I fondi definitivi sono stati 5.728 milioni, quindi 5 miliardi e 7, di cui impegnati nel 2018 non tutti, ma 3 miliardi e 9 circa. La dotazione finanziaria, chiaramente il reddito era partito a marzo, quindi non aveva una copertura annuale, cioè non aveva bisogno di un finanziamento annuale. Nella legge di bilancio per il 2020 e per il 2021 siamo sostanzialmente assestati su 7 miliardi e 1, rispettivamente 7 miliardi e 6. Questo è il dato quantitativo. Che comunque è indicativo di un'inversione di tendenza relativamente all'attenzione e anche alla scommessa sulle politiche attive del lavoro. Però al di là del lato quantitativo, un aspetto significativo per valutare la politica in generale e in particolare la politica attiva del lavoro di cui stiamo parlando è quello delle coperture. Non basta che l'effetto sia utile, non basta che l'obiettivo sia giustificato, è necessario vedere anche con quali risorse e con quale logica questo obiettivo viene perseguito. Sul piano della copertura, 3 sono gli aspetti che vanno indagati: l'effettività, la fonte e l'impatto macroeconomico. Allora, sul piano dell'effettività, diciamo che viene in rilievo la legalità in senso stretto della spesa. Per cui l'osservio sostanzialmente l'articolo 81 della Costituzione, che prescrive che ogni legge che comporti oneri deve avere un'adeguata copertura finanziaria. Bene, sul piano della copertura in senso stretto, quella dell'effettività, sia sotto il profilo statico che sotto il profilo dinamico, le tecniche di copertura sono state giudicate anche dalla Corte dei Conti rigorose. Il modello in realtà è abbastanza conforme sotto questo profilo a quello del precedente reddito di inclusione. Sul piano della tecnica, diciamo, della tipologia della spesa, è stato adottato il modello della spesa autorizzata, del tetto di spesa, quindi un modello molto che fornisce molte garanzie sulla effettività della copertura. Semplicemente quando si arriva al limite massimo la spesa si interrompe e quindi è una garanzia che non si proceda sostanzialmente a sfondamento. Questo è ben indicato dalla Corte dei Conti nella relazione che ha quadrimestralmente la Corte dei Conti redige in materia di coperture della legge. Sul piano della quantificazione, ugualmente la creazione a monte di un fondo nella legge di bilancio e il finanziamento attraverso questa tecnica ovviamente garantisce la effettività della copertura. In particolare la dotazione finanziaria prevista dalla legge era rispettivamente, c'è una tabella in cui
ben si chiarisce la parte destinata a reddito in senso stretto, la parte dedicata alle politiche e in particolare al rafforzamento dei centri dell'impiego. Molto interessante è la diciamo garanzia dinamica della copertura, nel senso che al di là delle garanzie, degli strumenti previsti dalla legge di contabilità sul monitoraggio e l'intervento in caso di mancanza sopravvenuta di copertura o esaurimento della copertura, la legge istitutiva del reddito di cittadinanza pone un meccanismo ad hoc che funge sostanzialmente in senso preventivo, per cui l'INPS che eroga il contributo accantona nel momento le somme annualmente da erogare, nel momento in cui viene ammesso al sussidio il soggetto, nel caso di raggiungimento del limite opera un meccanismo di sospensione e di rimodulazione dell'eventuale beneficio economico, quindi un meccanismo che la Corte dei Conti ha ritenuto adeguato, così come il meccanismo di monitoraggio che passo passo dovrebbe porre l'alert su eventuali raggiungimenti del plafond. Sulla fonte di copertura si è detto che la tecnica adottata è stata quella di un fondo appostato dalla legge di bilancio 2018. In realtà quali sono le risorse che sono state utilizzate per l'istituzione e per il finanziamento di questa politica? In parte diciamo è stato abolito il REI e è stato dirottato le relative risorse in questo fondo. Più generalmente però possiamo dire che si tratta di una spesa in deficit, quindi sostanzialmente questo lo evidenzia la stessa relazione illustrativa alla legge, lo evidenzia bene anche la Corte dei Conti. Del resto lo stesso REI era finanziato dalla legge di bilancio e non da riduzioni di spese o aumenti di entrate. Ecco, questo pone una questione che va all'ultimo punto che le riflessioni sulla copertura implicano, ossia l'impatto sui saldi e il quadro macroeconomico. Cioè, quali valutazioni possono essere ricavate dal fatto che si tratta di una politica coperta da coperta da deficit, quindi da indebitamento. Ecco, su questo la relazione illustrativa ha un'attenzione particolare, nel senso di giustificare che questo deficit è sicuramente un deficit in senso assoluto, ma ha un impatto che forse non è avrebbe, perché chiaramente erano previsioni, un impatto che non diciamo zero, ma più ridotto di quello in termini assoluti sul deficit strutturale. E qui c'è la costruzione diciamo coerente con il reddito di cittadinanza inteso come politica attiva del lavoro. La riflessione e la giustificazione sostanzialmente è questa: il reddito di cittadinanza con le politiche connesse attive sul lavoro incide sugli scoraggiati, che peraltro non sono computati tra i disoccupati e ammontano a stime intorno a 3 milioni.
In più intervengono in senso strutturale sull'organizzazione, centri per l'impiego, riqualificano il capitale umano e immettono reddito nel sistema. Sotto il profilo degli scoraggiati, questo aumenta e dovrebbe aumentare il tasso di partecipazione alla forza lavoro. Questo avrebbe un effetto sul PIL potenziale e dovrebbe quindi avere un effetto sull'output gap e quindi sostanzialmente avere una valutazione in termini di PIL disponibile a sostenere questa spesa in deficit. Quindi nella migliore delle ipotesi la spesa si autososterrebbe e in ogni caso avrebbe un impatto minore rispetto a quella a quello che è la valutazione in senso assoluto del deficit. Ma l'obiettivo della politica in discorso non è soltanto quello di giustificarsi, ma poi quella di tradursi in PIL effettivo. E quindi la simulazione è quella di immaginare appunto in sede di funzionamento una politica sostanzialmente in deficit, ma che produce una crescita effettiva e reale, associata, dico io, anche al miglioramento delle condizioni di lavoro e dei lavoratori e all'uscita dalla situazione di disagio della disoccupazione. Ecco, su questo l'architettura, diciamo, scientifica e teorica si fonda su studi di economisti, in particolare dell'illustre relatore che concluderà questa giornata di studio, in cui si spiega, diciamo, in maniera molto dettagliata la dinamica. La Corte dei Conti, in sede di audizione sulla legge, in effetti segue questa raffinata costruzione, pone delle obiezioni che non sono però delle obiezioni sulla funzionalità, sono delle obiezioni relative a possibili degenerazioni che è bene che vengano segnalate perché devono essere evitate, cioè diciamo la potenziale occupazione che si rivolge ai mercati illegali di lavoro e quindi al sommerso, l'effetto scoraggiamento derivante dal solo sussidio, ecco, però sono, diciamo, più che ostacoli, diciamo, difficoltà da affrontare e di cui tenere conto. In sintesi e in conclusione, sicuramente le politiche del lavoro stanno vivendo attive del lavoro stanno vivendo una nuova stagione. In particolare il reddito di cittadinanza deve e non può che essere inteso come politica attiva del lavoro. Se non fosse così e fosse inteso soltanto nella dimensione del sussidio, non solo sarebbe, diciamo, non avrebbe una giustificazione se non appunto quella assistenziale, ma di tipo economico, nel senso sopradetto, ma sarebbe anche un'occasione sprecata. Ora, per un'astuzia della ragione o eterogenesi dei fini, diciamo che il reddito di cittadinanza non ha potuto nell'immediato della sua istituzione dimostrare tutta la sua valenza e la sua efficacia a causa Covid. Questo è chiarito e indicato nel DEF 2020, ad esempio. Ha esercitato una sua funzione di, diciamo, soccorso sociale in situazione di emergenza e si è dimostrato come poi appunto la storia e quell'astuzia della ragione hegeliana, insomma, ha consentito di avere uno strumento che si è dimostrato utile al di là delle previsioni. Ecco, però nel ritorno alla normalità, nel superamento dell'emergenza,
non ci si può accontentare dell'efficacia indubbia che ha avuto il reddito di cittadinanza come misura di assistenza al disagio sociale. Va ripristinato, va riscoperto, va riaffermato e rafforzata la valenza del reddito di cittadinanza, almeno nella sua larga componente, come strumento di politica attiva sul lavoro, proprio per raggiungere l'obiettivo non solo economico ma anche sociale, di dignità del lavoratore e dell'uomo ai sensi della nostra Costituzione. In questo ci fa molto ben sperare le politiche del PNRR, che dedica appunto alle politiche attive del lavoro e di sostegno all'occupazione sia adeguate risorse che la giusta e doverosa attenzione. Grazie a tutti e prego, professor Lambertucci. Grazie al professor Giulietti, che ci ha dato uno spaccato degli aspetti finanziari e contabili che sono importantissimi per il nostro tema, perché il tema amministrativistico dell'efficienza dell'azione amministrativa è fondamentale, soprattutto negli aspetti, come lui ha detto, di rinfocolamento e rinforzamento delle politiche attive del lavoro. Adesso io lascerei la parola, si è collegato da tempo e quindi ringrazio anche per la pazienza al professor Tritico, che ha voluto accettare amabilmente il nostro invito tramite il professor Valente per le conclusioni del nostro convegno. Prego, professore. Sì, grazie e buongiorno a tutti. È stato veramente un piacere ascoltare la maggior parte dei vostri interventi. Ho molto apprezzato tutti gli interventi che ho ascoltato. E quindi veramente complimenti per l'iniziativa e grazie per il vostro invito. Ringrazio Marco appunto per il gentile invito. Cercherò di appunto parlare di cose che mi interessano molto da un punto di vista accademico, della mia ricerca precedente e ovviamente in questa nuova veste l'istituto gestisce la maggior parte degli strumenti di cui parliamo oggi, quindi sono doppiamente contento di poterne discutere con voi. Parleremo un attimo di dinamiche di povertà e disuguaglianza a livello macro, cercheremo poi di scendere in un contesto micro, parlerò di salario minimo e parlerò ovviamente di reddito di cittadinanza, working poor. Partiamo da una constatazione che oggi sempre più economisti condividono, quindi non soltanto quelli che si dicono critici del sistema vigente o comunque hanno delle forti obiezioni al sistema di mercato. Noi osserviamo, contrariamente a quanto economisti come Caldori in passato hanno sostenuto, vediamo una riduzione della quota salari sul PIL, quindi un peggioramento della distribuzione funzionale del reddito che va avanti da qualche decennio ormai. E questo a mio parere è come dire, non è l'oggetto principale della discussione di oggi, ma è una delle cause principali anche di altri fenomeni quali la bassa crescita. Io condivido molto la tesi di Marco Valente che inizialmente ha espresso, secondo la quale appunto il lavoro povero non è soltanto un problema etico, morale, il lavoro povero è un ostacolo alla crescita economica. La distribuzione funzionale del reddito in peggioramento è essa stessa un ostacolo alla crescita. Il Fondo Monetario Internazionale nel 2016 per la prima volta cominciava a criticare lo strutturale aggiustamento che dagli anni '80 si incoraggiava come una delle cause non solo della disuguaglianza ma anche della bassa crescita. Ecco, per tanto tempo abbiamo vissuto in un'epoca in cui abbiamo creduto che si poteva accettare la disuguaglianza in favore di una crescita sostenuta. Oggi scopriamo che in virtù anche di policy che il Fondo Monetario Internazionale ha cominciato a criticare qualche anno fa, appunto come dicevo, non solo non si è avuto il trade-off tra
crescita e disuguaglianza, ma sono peggiorate entrambe, quindi anche la crescita stagnante è andata di pari passo con l'aumento della disuguaglianza, e questo ovviamente in un contesto pre-Covid. Le retribuzioni annuali nel nostro paese, questi sono dati INPS, laddove non specifico diversamente sono sempre dati INPS, quindi anche a livello aggregato siamo in grado di ricostruire le retribuzioni annuali, come prima anche la quota salari sul PIL, che marcatamente evidenzia appunto questa stagnazione per tutti gli anni che vanno dagli inizi degli anni 90 in poi, e contemporaneamente anche questo, una elaborazione su dati INPS, vediamo un incremento dell'indice di Gini su diverse misure di reddito dagli anni 80 in poi. Qui abbiamo di nuovo i redditi per diversi percentili. Il decimo e il 25esimo percentile addirittura crollano, quindi diminuiscono negli ultimi 10 anni, in particolare negli ultimi 15 anni in particolare, ma dagli anni 90 c'è una dinamica stagnante di tutti i percentili. Contemporaneamente abbiamo osservato nello stesso periodo di cui parliamo appunto un incremento molto forte del part-time, soprattutto tra le donne, un part-time che nella maggior parte dei casi è identificato in alcuni studi come un part-time involontario, quindi non scelto come succede in altri paesi europei. La crisi Covid ovviamente ha avuto un impatto devastante non solo sul PIL ma anche sull'emergere di nuove povertà. Tuttavia vorrei enfatizzare un aspetto positivo, diciamo così, nel dramma che abbiamo vissuto. La crisi è stata fronteggiata con misure appropriate, a mio parere, negli scorsi mesi e nei due governi che si sono succeduti, sostanzialmente cercando di sostenere i redditi che avevano vissuto un declino, attraverso sostegni, attraverso rimborsi, attraverso bonus, attraverso reddito di emergenza, attraverso indennità. L'Istituto ha gestito qualcosa come 22 indennità diverse per diverse categorie di lavoratori, tra l'altro identificando ciò che appunto è stato il mercato del lavoro negli ultimi 20-25 anni, cioè un mercato del lavoro sempre più flessibile e quindi anche difficile da rincorrere. In questa figura che vi faccio vedere sostanzialmente dimostriamo uno scenario senza misure, uno scenario con misure introdotte nel corso dei mesi Covid, e si vede chiaramente come ci sia stata una riduzione della possibile perdita di reddito del 55%, cioè senza le misure messe in atto negli scorsi mesi avremmo avuto una perdita del reddito del 55% superiore a quella che abbiamo effettivamente avuto. E c'è anche da osservare come, lo vedete nel grafico a destra, nello scenario, come le misure, soprattutto il primo quintile della distribuzione ha avuto anche un leggero incremento di reddito rispetto a quanto avveniva nei mesi pre-Covid. Ovviamente questo probabilmente sottende anche a fenomeni che conosciamo bene nel nostro tessuto economico, che riguardano l'evasione contributiva e che riguardano appunto il lavoro irregolare, che in questo periodo soprattutto è stato molto amaro constatare che appunto lavorare regolarmente paga ed è sicuramente più conveniente. Anche la povertà, che nel 2020 non abbiamo ancora dati consolidati, ma sicuramente ha vissuto un aumento, tuttavia questo nell'analisi controfattuale che l'Istituto fa osserviamo un aumento inferiore di quello che avremmo potuto osservare in assenza di policy, per circa 300.000 persone. Ci sono altri studi che vorremmo continuare a fare in istituto, così come in altri paesi, quali in Inghilterra hanno fatto altri colleghi. Mi riferisco soprattutto a capire come la mortalità è intervenuta nei diversi contesti
caratterizzati da diversi gradi di deprivazione. È qualcosa di ovvio e di intuitivo, cioè il fatto che le morti per Covid sono state maggiori laddove il contesto era maggiormente deprivato in termini di sostegno e in termini di infrastrutture sociosanitarie, e lo vediamo nel grafico a sinistra con gli istogrammi blu che manifestano appunto dei gradi di più elevati di morti, laddove appunto nelle contee inglesi l'indice di deprivazione fosse più alto. Allo stesso modo nel grafico a destra vediamo come le minoranze etniche, i neri, Bangladesh, pakistani, indiani, cinesi rispetto ai bianchi hanno avuto dei tassi di mortalità più alti. Ecco, uno studio così non ce l'abbiamo nel nostro paese ancora, ma mi piacerebbe vedere, confrontare con questo studio di colleghi inglesi se appunto la disuguaglianza nelle chance di contagio e soprattutto nelle chance di sopravvivere è simile a quella appunto osservata in questo studio. Diciamo che per usare un eufemismo, durante la crisi abbiamo vissuto ovviamente tutti quanti un dramma collettivo, però non eravamo tutti sulla stessa barca, eravamo tutti nello stesso oceano, come ebbe a dire qualcuno, ma non tutti sulla stessa barca, e questo ovviamente dipende molto dalle condizioni socio-economiche di partenza di ognuno. L'Istituto ha svolto un lavoro straordinario, dicevo, in virtù delle politiche messe in atto dai due governi che si sono succeduti, ma in particolare durante il 2020. L'Istituto ha elargito indennità e bonus a circa 14,4 milioni di utenti, di cittadini, di lavoratori. Per la maggior parte si è trattato per circa 7 milioni di lavoratori interessati alla cassa integrazione, ma per la metà di bonus, indennità 500, 600, 1000 euro, estensione di congedi parentali, bonus babysitting, estensione di legge 104, oppure reddito di emergenza o reddito di cittadinanza che è ulteriormente incrementato i lavoratori domestici per oltre 35 miliardi di euro nel 2020. Ora, questo appunto è un po' il quadro fino a oggi, ma come si contrasta e come potremmo contrastare la povertà nel lavoro? Sono d'accordo con le affermazioni fatte dalla dottoressa Del Vecchio rispetto, del resto ci lavoriamo insieme al CNEL a una soluzione rispetto a un problema noto nel nostro paese, che sono i bassi salari, soprattutto non adeguatamente contrastati dalla contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva nel nostro paese, almeno fino a qualche anno fa, fino a qualche decennio fa, ha funzionato molto bene, cioè ha rappresentato un argine contro il lavoro povero ed ha rappresentato un'alternativa, una buona alternativa al salario minimo legale, che ovviamente non c'è nel nostro paese. Ma negli ultimi anni si è fortemente indebolita proprio quella funzione anticoncorrenziale della contrattazione collettiva. Abbiamo visto un proliferare enorme di contratti pirata e un atteggiamento di dumping sociale o di low shopping, come si dice, che ha inciso nell'aumentare i lavoratori a basso salario. In questo contesto la mia opinione, che ho espresso più volte, è sicuramente quella di introdurre un salario minimo legale che non si contrapponga alla contrattazione collettiva, ma che sia di supporto ad essa, anzi, e che viaggi appunto in un terreno convergente, parallelo ma anche convergente rispetto alla contrattazione collettiva, che è assolutamente necessaria e fondamentale, ma deve essere oggi i passi avanti che stiamo facendo sulla rappresentazione della rappresentatività sindacale, tuttavia purtroppo non trova uno sbocco legislativo, un'applicazione erga omnes, come si dice, proprio per la mancanza di una legge che riguarda appunto la rappresentanza sindacale. Quindi, per quanto in via amministrativa l'Istituto insieme al CNEL si sforzi nel cercare di rappresentare, di avere chiarezza degli oltre delle centinaia di
le centinaia di contratti oggi presenti sul mercato, tuttavia poi si fa fatica a stabilire, o meglio si fa fatica, è impossibile in assenza di una legge stabilire qual è il contratto leader e applicarlo erga omnes a tutti i lavoratori del settore almeno. Ecco, questa è la difficoltà principale e questo sarebbe, almeno in questo contesto, evitato, ridotto come problema inserendo un salario minimo. La letteratura economica sul salario minimo negli ultimi anni ha proliferato e ha evidenziato soprattutto uno scarso impatto occupazionale negativo. Non c'è stato negli Stati Uniti, che negli ultimi anni ha incrementato il salario minimo, tra l'altro la nuova amministrazione ha deciso di portarlo a $15, nel Regno Unito anche qui non abbiamo avuto un impatto negativo occupazionale, nella Germania, che ha un sistema di relazioni sindacali molto simile al nostro, anche lì avevano forti dubbi nell'incrementare il salario minimo proprio perché non volevano spiazzare la contrattazione collettiva. Non si è avuto questo problema per il 15% dei lavoratori, che sostanzialmente potrebbe essere la stessa nostra percentuale di lavoratori interessati a un incremento di salario attraverso il salario minimo legale. Non si è avuto una perdita di occupazione, così come non si è avuto in Cina, dove l'incremento è stato significativo, anzi ne ha alzato la produttività, oppure in Ungheria, anche qui introdotto di recente. La letteratura che appunto evidenzia questi effetti nulli sullo spiazzamento e sull'occupazione evidenzia anche un effetto redistributivo importante che spesso si trasferisce dai consumatori ai salariati, appunto. Quindi il costo nella maggior parte dei casi degli incrementi, soprattutto per i salari dei lavoratori nei servizi quali ristorazione, turismo eccetera, viene scaricato sui consumatori e si ha un effetto redistributivo. In altri casi, come nello studio di Coviello dei Saranno Persico, si vede un impatto positivo sulla dinamica della produttività, e qui la letteratura keynesiana da tempo ha sottolineato come un aumento del salario agirebbe come uno stimolo per investimenti capital intensi e quindi innescherebbe delle leve distributive della crescita attraverso l'espansione della domanda aggregata, e in altri casi si avrebbero incrementi di efficienza, di impegno dei lavoratori, perché appunto attratti da salari più alti. E appunto la letteratura dai salari di efficienza in poi, dagli anni 70 in poi fino a oggi, fino a quella del nostro Cyrus Labini in Italia, ha creato un forte consenso nella letteratura, almeno di una gran parte del mondo keynesiano, ma non è stata così probabilmente incisiva da convincere i policy maker a introdurre un salario minimo, sebbene, come sapete, ci sono diverse proposte attualmente in discussione in Parlamento che riguardano appunto l'introduzione di una possibile soglia intorno ai 9 euro di salario minimo. Ecco, questa soglia sposterebbe sulla quota lavoro, e quindi sarebbe veramente interessante capire anche qui cosa si pensa di questo. Si trasferirebbe, almeno di questa informazione neutra, si sposterebbe sulla quota lavoro circa 4-5 miliardi di euro a livello macroeconomico, a livello aggregato, cioè 4-5 miliardi di euro con un incremento del salario minimo a 8 a 9 euro verrebbero trasferiti dal capitale al lavoro. Ovviamente ci sono anche altri studi, quali quelli di Kaufman o di Webby, che sottolineano degli aspetti positivi sul benessere, quindi sulla riduzione dei tassi di suicidi, sull'incremento del peso dei bambini alla nascita, e questo, come diceva anche Valente all'inizio, è sicuramente qualcosa da tenere in considerazione. In Europa il salario minimo è abbastanza eterogeneo, vista anche la diversità delle strutture socio-economiche di questi paesi. Si va da un gruppo alto, capeggiato da Lussemburgo, ma anche Francia, Olanda, con salari superiori a 10 euro, fino a 12 euro, e ovviamente si va poi nella parte bassa, con in capo la Spagna fino alla Bulgaria, con salari sotto i 5 euro. L'Italia, a mio parere, si potrebbe collocare attraverso noi abbiamo fatto diverse audizioni in Parlamento anche su questo e diversi studi su quale potrebbe essere la soglia idonea. L'Italia probabilmente si potrebbe collocare tra questi due gruppi, diciamo così, soprattutto in considerazione della direttiva dell'Unione Europea, che ha sostanzialmente
fissato dei parametri quali il 60% del salario mediano oppure il 50% dei salari medi. Ecco, dai nostri archivi risulta che il 50% dei salari orari medi ammonta a 10,59 euro, mentre il 60% dei salari mediani è di 7,65. Stiamo parlando del settore privato. Se introducessimo anche il settore pubblico, queste due soglie verrebbero ad essere più alte, ma se quindi la forbice è tra 7,65 e 10,59, vedete che un salario minimo, come oggi si discute in Italia, tra 8 e 9 euro non è lontano da ciò che sarebbe, come dire, non solo opportuno ma anche economicamente sostenibile. Ovviamente bisognerebbe poi vedere quale definizione si adotta in questo caso, cioè se dobbiamo introdurre o coinvolgere in questa definizione la tredicesima, il TFR, i contributi datoriali. Noi abbiamo fatto diverse stime, diverse simulazioni che adesso vi faccio brevemente vedere. Se individuassimo una soglia di 9 euro, una soglia di 9 euro che non includa la tredicesima, avremmo il 26,2% di dipendenti privati, un discorso a parte sugli operai agricoli e sui domestici che invece sarebbero molto di più. Tuttavia i soli lavoratori privati sotto 9 euro di soglia sarebbero circa 3,5 milioni di lavoratori, includendo anche agricoli e domestici raggiungeremo 4,5 milioni di lavoratori e per il 29,7%, e questo vorrebbe dire trasferire oltre 5 miliardi di reddito, di salario, alla quota lavoro, quella quota lavoro che, come vi ho fatto vedere nella prima slide, è diminuita negli ultimi 20-30 anni. Se invece contassimo sul 9 euro con la tredicesima, ecco, la variazione sarebbe molto, molto forte. Lo vedete nella colonna di mezzo sotto, sarebbero 2 milioni di lavoratori sotto soglia di 9 euro con la tredicesima. 9 euro con la tredicesima vorrebbe dire 8,20 euro di salario, e sarebbero quasi il 15% dei lavoratori, quindi una quota molto simile a quella della Germania nell'introduzione nel 2015 del salario minimo appunto in Germania. Quindi qualcosa tra questa 9 euro senza tredicesima e 9 euro con tredicesima probabilmente ci collocherebbe in termini proporzionali e percentuali sulla stessa soglia di salario minimo, non in valore assoluto ma come soglia, della Germania. Ovviamente i settori interessati sono settori dei servizi, in particolare servizi alle imprese, noleggio, logistica, ristorazione, trasporto e meno ovviamente finanza, comunicazioni, energia. Qui abbiamo fatto un altro studio, abbiamo visto in termini aggregati quali effetti sarebbero in positivo e in negativo di un salario minimo. Ovviamente ci sarebbe di un salario minimo di una soglia di 8 euro, ecco, di 8 euro considerato con la tredicesima, chiedo scusa, senza la tredicesima, in modo che appunto in termini netti sarebbe più alto. La variazione dei costi per l'azienda sarebbe importante, di quei 4,6 miliardi di cui abbiamo già parlato, ma avremmo anche un beneficio netto per i lavoratori che avrebbero al contempo 4,6 miliardi lordi e quindi 3,3 miliardi netti in più nelle loro tasche, ma avremmo anche un impatto positivo sulla finanza pubblica per circa 1,5 miliardi di euro, 1,499 come vedete nell'ultima riga, ma avremmo anche una riduzione di spese per alcune prestazioni che sono means tested, che sono condizionate al reddito, e quindi nel momento in cui si alza la soglia, sia il reddito di cittadinanza, sia l'assegno al nucleo familiare, tra l'altro fra poco verrà sostituito dall'assegno unico, quindi ancora di più, sia le variazioni di bonus che si danno sull'IRPEF avrebbero un impatto, come dire, positivo sulla finanza, nel senso che queste spese verrebbero ad essere diminuite. Quindi nel complesso noi avremmo un maggior gettito per circa 1,5 miliardi.
L'impatto anche sulla distribuzione del reddito, considerando il coefficiente di Gini e la povertà, considerando il poverty rate, o comunque la povertà, l'intensità, la cosiddetta intensità della povertà, sarebbe positivo, cioè avremmo una riduzione del coefficiente di Gini da 33,8 a 33,6 e una riduzione dell'intensità della povertà più importante da 35 a 33% circa. Il beneficio andrebbe prevalentemente, e non sarebbe, ovviamente non stupisce questo, andrebbe prevalentemente nei decimi di reddito più bassi della distribuzione. Il primo, il secondo, fino al terzo e il quarto in particolare, godrebbero di un'incidenza, di un aumento del loro reddito che è del 2, del 2,5%. Concentriamoci, scusatemi se sto andando, come dire, gli argomenti sono almeno per me interessanti, le cose da dire sarebbero tante, sebbene interessano diverse misure, appunto dal salario minimo, come ho detto fino adesso, fino al reddito di cittadinanza, che è un reddito minimo invece, e che negli ultimi anni nel dibattito pubblico e nella policy anche si è imposto come uno strumento fondamentale. Era stato anticipato, lo vedete da questo grafico, dal reddito di inclusione nel 2018, gli istogrammi blu che vedete per i mesi del 2018, che sono stati poi sostituiti nel subentro del reddito di cittadinanza nella primavera del 2019, che ha interessato una popolazione nel 2019 3 volte superiore a quella del REI e oggi anche di più, e con una magnitudine con un impatto sul reddito, quindi una dimensione del sussidio di 3 volte superiore. Negli ultimi mesi della crisi Covid il reddito di cittadinanza si è, come dire, espanso attraverso l'introduzione di un altro strumento più generoso, se volete, più generoso almeno nell'accesso e non nella misura, nell'accesso, perché favorisce anche cittadini residenti in Italia e non residenti da più anni, quindi con criteri di accesso più agevole e con un ISEE più alto. E quindi negli ultimi mesi, lo vedete con l'istogramma, con la parte di istogramma giallo, nel 2020 sono state aggiunte 5 mensilità di questo reddito di emergenza, che sono state anche confermate nel decreto sostegni e probabilmente nel decreto sostegni bis, che dovrebbe andare in discussione questo weekend in CDM, probabilmente verrebbe ulteriormente prorogato per altre 2 mensilità, proprio perché la condizione di disagio socio-economica è avvertita come essere ancora grave. Questi strumenti sono tutti gestiti dall'istituto, come vi dicevo, e noi riusciamo anche a fare, attraverso il nostro ufficio studi e ricerche, riusciamo a fare delle analisi come questa, in cui vediamo che al di là delle roboanti titolate giornalistiche molto spesso che sottolineano sostanzialmente prestazioni verso beneficiari che sarebbero, non so, mafiosi o delinquenti, la maggior parte di essi sono disoccupati o poveri, e lo si vede con questa correlazione molto forte tra le regioni, tra il tasso di disoccupazione, il tasso di inclusione, cioè quante persone per 10.000 abitanti ricevono il reddito di cittadinanza, e il tasso di povertà stesso, povertà relativa per regione, con degli indici di correlazione molto forte. Ovviamente non sorprende che il reddito di emergenza vada principalmente alle regioni del centro-sud, ma vedete che per 1.000 abitanti la prima regione è proprio la Lombardia, del nord. Nel nord la prima regione è la Lombardia, con 47 percettori ogni 1.000 abitanti. La punta, il picco contrario al sud si verifica in Sicilia e in Calabria, in particolare nella provincia di Crotone, con 178 beneficiari ogni 1.000 abitanti. Nel 2019, quindi pre-Covid, con i dati che sono stati pubblicati nel 2020 in pandemia, abbiamo
per la prima volta negli ultimi 10 anni registrato una forte riduzione della disuguaglianza con l'indice interquintilico tra il 20% più ricco e il 20% più povero della società, che è diminuito da 6,4 a 5,9, con una riduzione importante di un punto percentuale circa dell'indice di Gini, ma anche dell'intensità della povertà, che andava dal 39 al 33%. Questi dati poi sono stati confermati anche dalla Corte dei Conti, come si diceva, e anche dal OCSE recentemente nella sua survey sull'Italia. Abbiamo avuto per la prima volta negli ultimi 10 anni un trasferimento netto di risorse sui primi 2 decimi di reddito equivalente dalla distribuzione del reddito. Vedete in questo grafico la linea rossa sottolinea appunto la distribuzione con il reddito di cittadinanza, con la riforma, che ottiene nel primo decile 20% di punti 20% di trasferimenti rispetto a una situazione senza reddito di cittadinanza, e non sorprende anche qui che i 7 miliardi e 2 del reddito di cittadinanza annuali vadano ai 2 decimi più poveri della distribuzione. Un interessante esercizio che vi vorrei proporre è questo, cioè la verifica di quanti sono i dipendenti beneficiari di reddito di cittadinanza. Come sapete, il reddito di cittadinanza si rivolge anche ai lavoratori, quindi ai working poor, e questi sono il 17% dei percettori, ma ci sono anche domestici, ci sono anche cococò. È interessante vedere con questa tabella quante settimane all'anno lavorano i percettori di reddito di cittadinanza. Lavorano 9,4 settimane all'anno e lavorano 34 settimane in meno rispetto alla media dei lavoratori italiani. Quindi sono anche lavoratori, ma sono molto spesso o part-time o comunque lavoratori che lavorano per poche settimane. I non percettori, questa analisi è stata fatta prima del reddito di cittadinanza, cioè abbiamo seguito i codici fiscali dei percettori prima e dopo il 2019. Dopo il 2019 vuol dire dopo l'inserimento della misura. Prima del 2019 sostanzialmente avevano lo stesso numero di lavoratori, avevano lo stesso numero di settimane lavorate. Che cosa ci dice in particolare questa misura? Ci dice che quei lavoratori che oggi prendono il reddito di cittadinanza e hanno visto un beneficio netto attraverso la misura di un incremento del loro reddito, precedentemente lavoravano nello stesso numero di settimane a quello di oggi, nel senso che già allora probabilmente non riuscivano a lavorare di più e oggi con un reddito minimo vedono aumentato il loro reddito. I non percettori di reddito di cittadinanza, quelli che stanno subito immediatamente dopo, come dire i meno poveri, che lavorano 18 settimane, il doppio rispetto ai beneficiari di reddito di cittadinanza. Ovviamente questo 17% di percettori si concentra proprio in quei settori dove i salari sono più bassi, come vi dicevo. Per questo è importante nella mia discussione aver legato anche al salario minimo la questione della povertà e del lavoro povero. Vedete, società di noleggio, servizi, ristoranti e alberghi sono le percentuali più alte, 23,2%, il commercio, le costruzioni in misura minore e anche le tipologie di contratto per il 50% a tempo determinato e per il 42% a tempo indeterminato. Più nel dettaglio, chi ci stanno, questi lavoratori che percepiscono il reddito di cittadinanza o hanno una contribuzione da NASPI, perché prima sono stati beneficiari da NASPI, sono nelle misure in cui lo vedete in questi due istogrammi, sono domestici per il 6%, sono agricoli per il 6%, sono dipendenti per circa il 50%, sono professionisti per una piccolissima percentuale dell'1%. E un altro aspetto su cui concludo è che la politica fa la differenza, le scelte di policy fanno la differenza su questo aspetto quanto mai rilevante per l'andamento dell'economia. Con piacere vorrei farvi vedere questo grafico sempre pre-Covid che sottolinea una variazione importante avuta nella composizione del lavoro nel mercato nel 2018 e nel 2019, quindi in epoca pre-Covid,
quando all'indomani dell'introduzione del cosiddetto decreto dignità, che sostanzialmente prevedeva dei causali per la fissazione di contratto a tempo determinato e soprattutto non lo estendeva oltre 24 mesi e il rinnovo di esso doveva essere appunto giustificato da una causale, ecco, l'introduzione di questo decreto, che è stato uno dei primi, probabilmente è stato il primo decreto che ha invertito un po' in epoca pre-Covid la tendenza alla flessibilizzazione del mercato del lavoro, ha prodotto dei risultati attesi, non ha prodotto disoccupazione, non ha prodotto impatti negativi sul mercato del lavoro, questo oggi è ovviamente da molti riconosciuto, nel 2018 non lo era, ma ha prodotto un aspetto importante che era l'obiettivo principale del policymaker, ovvero un incremento, lo vedete con la linea blu, dall'autunno del 2018, un incremento del numero di contratti a tempo indeterminato e delle trasformazioni rispetto ai contratti a tempo determinato. Chiudo con quest'ultimo grafico perché fa parte sempre delle scelte di policy, soprattutto in periodo post-pandemico, che la politica dovrà affrontare, che riguarda la distribuzione anche dei tempi di lavoro. In Italia il numero di ore lavorate pro capite è tra i più alti nei paesi avanzati, nei paesi dell'Unione Europea avanzati, è più alto della Germania, della Danimarca, della Francia, della Finlandia, dell'Olanda, della Norvegia, è più basso della Grecia e della Spagna, chiedo scusa, è più basso della Grecia, non della Spagna, e vedete c'è una correlazione importante che ovviamente andrebbe analizzata sulla causalità, ma nella correlazione ci dice sostanzialmente che i paesi con tassi di disoccupazione bassa, quali la Germania ad esempio, hanno anche numero di ore lavorate pro capite più basse. Quindi, come dire, non è una eresia cominciare a pensare anche a una distribuzione delle ore lavorate, soprattutto in un periodo post-pandemico in cui c'è bisogno di assorbire, anche magari accompagnandolo con altri strumenti di conciliazione lavoro e famiglia, tipico lo smart working, ma non solo. Non è un'eresia, dicevo, cominciare a pensare a una riduzione dell'orario di lavoro. Vi ringrazio della vostra attenzione, penso di aver finito. Grazie al professor Tridico per questa bella conclusione con cui ci ha affrontato non solo i dati, voglio dire, dell'istituto, ma soprattutto anche delle indicazioni anche sulle policy aziendali o comunque policy legislative che possono contrastare questo fenomeno. Io adesso darei la parola alla professoressa Brollo in qualità non solo di presidente dell'AIDLAS, ma in qualità anche di coordinatore dell'unità di ricerca di Udine, che ci potrà dare delle indicazioni anche sullo svolgimento e lo sviluppo dei nostri seminari. Prego, professoressa Brollo. Grazie e ringrazio anch'io il presidente Tridico per questa importante mappatura, perché i numeri parlano e raccolgo il testimone di un passaggio per quanto riguarda il lavoro agile, avendo l'opportunità di far parte del gruppo di studio del ministro Orlando sul tema della regolamentazione del lavoro agile, che senza dubbio si intreccia con questo tema economico e che non c'è dubbio intreccia anche un altro problema delle asimmetrie di genere che emergeva anche dai suoi dati. Quindi grazie mille per questo contributo dato al nostro progetto di ricerca. Tra l'altro ci porta fortuna perché aveva inaugurato le giornate AIDLAS a Udine nel giugno 2019. Era appena appunto nominato presidente, quindi ci ritroviamo qua a festeggiare un'altra occasione prestigiosa di questo progetto di ricerca di interesse nazionale. E quindi ringrazio anche l'amico Pietro Lambertucci e mi complimento per la qualità degli interventi che ho ascoltato oggi e anche per il taglio interdisciplinare che secondo me rafforza il ragionamento giuridico che noi facciamo e gli dà sostanza perché lo cala in un contesto nel quale noi dobbiamo operare. Allora, se il mio compito è ricordare che cosa stiamo facendo, abbiamo già iniziato a Udine col primo intervento ai primi di aprile su quello che secondo me è un'altra delle parole chiave per la ripresa, che è la professionalità, e l'abbiamo declinata proprio come strumento di occupabilità. Quindi abbiamo detto subito dove vogliamo andare a parare. Per noi la professionalità è una leva per la ripresa.
Oggi abbiamo visto il contesto anche socio-economico del nostro progetto di ricerca che riguarda i working poor, in particolare i loro bisogni. L'appuntamento prossimo, quindi il terzo appuntamento con l'unità di ricerca milanese, sarà il 21 maggio e ci occuperemo del decent work tra dignità e libertà del lavoro. In particolare avremo come presidente della sessione Enrico Gragnoli, introduzione di Gaetano Zilio Grandi e conclusioni di Madia Donghia, e con i colleghi dell'unità milanese Alessandro Boscati e Marco Biasi e tanti altri colleghi di quel gruppo di ricerca. Chiuderà poi la sessione primaverile l'incontro dell'unità bolognese del 18 giugno sulle politiche di contrasto al lavoro povero, con la presenza del collega Carlo Zoli e con le conclusioni di Alberto Pizzoferrato e vari interventi di elevato livello, tra cui Mariella Magnani. Questo è il nostro programma dei 4 incontri primaverili, ma poi già vi anticipo ci ritroveremo quest'autunno e quindi appuntamento per tutti e poi per riparlarne in autunno. Non solo, ma tutti questi eventi registrati saranno poi disponibili su un canale YouTube che si chiama Play Uniud e che quindi avremo l'occasione di rilanciare i contenuti del nostro intervento anche a chi non ha avuto la possibilità di essere presente. Quindi io ringrazio moltissimo gli amici dell'Università dell'Aquila per il loro contributo dato, per il loro tassello a questo progetto di ricerca, e continuiamo ad andare avanti perché il tema è diventato esplosivo, centrale, come non immaginavamo quando abbiamo appunto allestito questo progetto di ricerca. Per cui, avendo avuto la lungimiranza di cogliere un tema caldo, portiamolo avanti e cerchiamo di dare anche un aiuto alla politica per intervenire su queste questioni. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento. Io ringrazio Marina per queste precisazioni e anche per questa agenda di lavori del nostro PRIN, che peraltro, come ho anticipato prima, si articolerà anche in altri incontri, anche dell'unità aquilana, che continuerà su questo versante. Io adesso, anche se fuori programma, volevo sapere se c'era qualcuno che voleva fare qualche intervento, qualche precisazione, aspettando qualche minuto. Se non ci sono interventi, io ringrazio tutti, ringrazio Marina, ringrazio il Presidente Tridico e tutti gli interventori, ringrazio gli studenti e chi si è collegato, ringrazio anche Maurizio Cironi che ci ha aiutato nella registrazione del nostro intervento, e vi do appuntamento al prossimo appuntamento del 21 maggio per tutti quanti, per poter ancora sentire l'altra parte, l'altra unità di ricerca della componente milanese. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie.